Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche oggi per questo giovedì 21 aprile per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, della politica e dell'attualità. Non possiamo non iniziare da quello che sta succedendo in Ucraina, perché c'è una svolta a Mariupol con i russi che pochi minuti fa hanno comunicato che la città diventata simbolo di questa guerra, la città martire di Mariupol, è sotto il nostro controllo. Putin ha anche annullato, così ha detto, l'assalto all'acciaieria di Mariupol, come sapete epicentro in questi giorni di un feroce combattimento. Considero il proposto assalto alla zona industriale un ordine inappropriato da annullare. Questo è il caso in cui dovremmo pensare, dice il presidente russo Putin, cioè dobbiamo sempre pensare, bene in questo caso tanto più sul salvare la vita e la salute dei nostri soldati e ufficiali. Non c'è bisogno di arrampicarsi in questa catacombe e strisciare lì sottoterra. Queste le parole pronunciate poco fa proprio da Putin. Tra l'altro Kiev continua a sostenere che i russi continuino a sparare sui volontari. Insomma, la situazione resta sempre tesissima, però per l'appunto pochi minuti fa i russi hanno annunciato che Mariupol è sotto il loro controllo. Buongiorno, ben trovato Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto. Partiamo da qui e da questi sviluppi. Secondo lei cosa stanno a significare queste parole di Putin? Siamo di fronte ad una de-escalation oppure è solo tattica per il momento? È ancora difficile comprendere quale sarà la dinamica che si potrà svolgere nel corso delle prossime ore. Quello che è certo è che quasi a 2 mesi dall'inizio di questo conflitto questi scenari non fanno altro che preoccupare, quello che sta succedendo a Mariupol, ma vorrei dire quello che ha fatto ieri Putin, cioè mostrando questo missile intercontinentale come una vera e propria provocazione e dimostrando quanto questa guerra sia voluta e cercata. In queste ore è particolarmente difficile per la diplomazia e si sta vedendo che le mediazioni non stanno producendo dei risultati, che la diplomazia ha le mani legate. Le notizie che ci vengono dal fronte ucraino sono veramente preoccupanti per gli elevati costi di vite umane e insomma credo che dovremmo però spendere ancora tutte le energie possibili per fare in modo che si possa produrre un'iniziativa diplomatica e che soprattutto possa cessare il fuoco. Vedremo nelle prossime ore se queste notizie verranno confermate e se eventualmente potrà aprirsi una dinamica diversa. Ecco, con esso ovviamente tutta la questione del riarmo o comunque del fornire armamenti all'Ucraina. Da questo punto di vista le dinamiche sono diverse nei vari paesi, dall'Italia alla Germania, Francia, tra l'altro la Francia in piena campagna elettorale per il duello finale in vista di domenica. Parleremo anche di questo. Ecco, da questo punto di vista, segretario Martella, l'Italia deve continuare a inviare armi? Ma diciamo che non solo l'Italia, ma tutta l'Europa e anche i paesi che lei ha nominato hanno preso un indirizzo chiaro in questo periodo. C'è un aggredito e c'è un aggressore. C'è una guerra voluta da Putin da condannare totalmente. Putin va riportato ad un tavolo diplomatico. Per fare questo è necessario sostenere la resistenza del popolo ucraino, che peraltro non vuole arrendersi. Per poter resistere, per poter aprire uno scenario di possibile confronto, la resistenza va anche
sostenuta con l'invio di armi che possono servire per difendersi dall'attacco dei russi. E questo sono cose che non si dicono mai a cuor leggero, ma è questo lo spirito che ha portato a queste iniziative dell'Europa, non solo questo dell'invio delle armi, ma anche, come lei sa, delle sanzioni economiche nei confronti dell'economia russa e diciamo così di una ricerca di maggiore indipendenza dell'Europa anche dal gas russo. L'insieme di queste azioni, speriamo nel tempo più rapido possibile, dovrebbe produrre un'inversione in questa guerra che sta mietendo così tanto le vittime innocenti. Tra l'altro anche qui abbiamo un aggiornamento di poco fa. Nei giorni scorsi avevamo dato conto, i media internazionali ovviamente, delle parole pronunciate dalla governatrice della Banca Centrale russa Elvira Nabiulina, che di fatto aveva parlato di un serio rischio default per la Russia di fronte a queste sanzioni. Ebbene, questa mattina c'è un dietrofront, un vero e proprio dietrofront, perché Nabiulina dice che la Russia non corre alcun rischio di default perché ha tutte le risorse finanziarie per far fronte ai suoi impegni. Un dietrofront abbastanza clamoroso, segretario. Sì, clamoroso, se mi permette anche un po' indecifrabile, nel senso che è stata affermata una cosa, poi un'altra. Insomma, quello che è certo è che il complesso di queste sanzioni economiche, finanziarie, tecnologiche mettono l'economia russa in una situazione diversa da quella che viveva da qui prima del 24 febbraio. Naturalmente forse le sanzioni andranno ancora aumentate perché possono produrre un effetto, ci sarà bisogno di ulteriore tempo, perché si riduca la dipendenza dal gas russo, che significa fornire di risorse enormi ogni giorno la Russia. Perché si riduca questa dipendenza ci vorrà un po' di tempo, anche il nostro paese lo sta facendo, ma è ovvio che queste sanzioni, al di là di quello che possono dire i russi un giorno poi l'altro, lo dicono tutti gli esperti internazionali, seppure ad un passo graduale finiscono per colpire l'economia di quel paese. E veniamo a un altro tema di politica internazionale europea che poi ha ripercussioni nella vita di tutti noi, anche dei singoli territori. Mi riferisco, ne abbiamo parlato prima, al duello finale tra Macron e Marine Le Pen. L'abbiamo visto ieri sera sulla TV pubblica francese. Che cosa si augura, segretario, in vista di domenica? Mi auguro che vinca Macron, mi auguro che una strada riformista intrapresa dalla Francia, pur con i problemi che ci sono stati nel corso di questi anni in quel paese, e anche con alcune scelte discutibili da parte di Macron, non venga interrotta. Ve lo dico principalmente perché la Francia con noi è il cuore dell'Europa. E lo dico sapendo che l'Europa sta vivendo, come abbiamo detto, un momento difficile, deve avere una maggiore unità politica, in politica estera e in quella della difesa e della sicurezza. Macron da questo punto di vista garantirebbe di continuare in questo percorso. La vittoria della Le Pen rischierebbe di fare un passo indietro anche rispetto a questa dimensione europea, quindi io penso che sia assolutamente da evitare, ma naturalmente non posso farlo sperando che qualche mio amico francese voti Macron e guardando che quello che avviene in quel paese. Ecco, qui vediamo il dibattito di ieri sera sulla TV francese. Ringrazio Alberto Piovesan e Tony Esposito dalla regia. Ovviamente scintille tra i due leader. Ovviamente il dibattito sull'Ucraina è entrato di prepotenza, con Macron che ha sparato ad alzo zero su Le Pen dicendo: voi siete dipendenti dal potere russo. Quindi di fatto tutto è connesso. Tutti questi temi, tutte queste dinamiche sono connesse, Martella.
Beh, direi che non mancano le differenze tra Macron e la Le Pen, anche sulle politiche nazionali, su quelle migratorie, su quelle relative all'euro, all'Europa, su diciamo, alcuni valori fondamentali che riguardano le persone, però non c'è dubbio che questo tema della guerra in Ucraina è un elemento decisivo. Mi auguro che, come ho detto prima, l'elettorato francese comprenda che le posizioni di Macron sono più utili per avere un'Europa più forte, una Francia meno dipendente da Putin e quindi per contribuire a un processo di pace. Questo penso che debba essere l'augurio che i democratici si fanno. Poi ho letto dai giornali che quella di ieri è stata una vittoria ai punti in questo match televisivo tra Macron e Le Pen a favore di Macron. Mi auguro che, seppure con a punti, si possa vincere il ballottaggio di domenica prossima. Ecco, resta il fatto, segretario, da un punto di vista politico, che né Le Pen né Macron rappresentano i fronti tradizionali dei partiti. Da queste elezioni sono fuori il Partito Popolare, è fuori anche il Partito Socialista, che aveva espresso il predecessore di Macron, Hollande. Che cosa significa questo? La politica tradizionale è morta. Da questo punto di vista ci sono tante analogie fra Italia e Francia. Ma io non penso che la politica tradizionale sia morta, anzi questo periodo così difficile ci dovrebbe ricordare che di una politica fatta bene c'è bisogno di merito, di competenza, di approfondimento, di visione, di programmi, di progetti, piuttosto che di slogan, di corto respiro che rischiano di non portare da nessuna parte. La storia dell'Italia è diversa perché comunque in Italia è presente un partito democratico che dai sondaggi è il primo partito d'Italia e che mette insieme, diciamo, il meglio delle culture riformiste della sinistra democratica e del cattolicesimo democratico, e noi vogliamo rendere il Partito Democratico ancora più forte, più inclusivo, più capace di parlare a tanti settori anche moderati della società italiana. In Francia ci sono elezioni presidenziali, con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che svolge un ruolo anche di governo. Macron è stato un fenomeno che si è sviluppato nel corso di questi anni, che di fatto ha finito per inglobare in sé anche quelle culture a cui io prima facevo riferimento. Rimane una parte di sinistra più radicale, Mélenchon, che mi auguro voti Macron, e poi si è formata nel corso di questi anni una politica espressione di una destra sovranista che è impersonata dalla Le Pen. Ecco, mi pare che il voto francese sia tutto qui, una dinamica anche diciamo che c'è a livello europeo tra democratici e sovranisti, tra democratici e sovranisti populisti. Ecco, io sono chiaramente dalla parte dei democratici. Così allora, segretario, procediamo per centri concentrici, avviciniamoci a Roma, dove ieri la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha detto sì in modo unanime, sottolineo unanime, al testo base della riforma costituzionale che attribuisce a Roma Capitale i poteri legislativi di una regione. Un primo tassello di una legge attesissima dalla città di Roma, ne abbiamo sentito parlare per decenni, e soprattutto dai suoi amministratori, dai sindaci di ogni colore politico. Il testo base è stato predisposto da due relatori, uno di Forza Italia, Anna Grazia Calabria, e Stefano Ceccanti del Partito Democratico, sulla base di 4 proposte di legge. Resta il fatto, noi lo abbiamo sintetizzato così, autonomia la danno a Roma Capitale e non al Veneto, anche perché in queste ore sta esplodendo una vera e propria polemica. La faccio molto breve. Ieri il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Veneto, Alberto Villanova, è andato all'attacco del PD, ma è stata anche una sorta di boomerang, perché poi
gli ha risposto un leghista, appunto vicentino, Paolo Franco, dicendo sì, ma questa legge, questo provvedimento su Roma Capitale è stato condiviso anche dalla Lega, dal centrodestra, quindi di fatto ci sono due anime della Lega, Barricadera in Veneto, molto meno a Roma. In tutto questo c'è anche il Partito Democratico. Voi stessi la scorsa settimana avete lanciato la vostra proposta per l'autonomia, una proposta anche parecchio articolata. Senta Martella, una cosa esclude l'altra, Roma Capitale esclude il Veneto autonomo, sono due battaglie parallele, e perché sì Roma e no il Veneto al momento? Ma innanzitutto mi faccio dire che mi pare che ci sia un partito, quello democratico del Veneto, che io dirigo, che abbia una linea chiara, trasparente, che l'abbia esplicitata e che stia su posizione di merito. C'è una forza politica come la Lega che mi pare un po' in confusione, che ha risposto alle nostre proposte sull'autonomia in maniera, diciamo, inadeguata e nervosa, e che ieri ha dato uno spettacolo di uno scontro interno. Ora non ricordo il nome, ma il segretario della Lega del Veneto ha votato a favore di un provvedimento, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale attacca quel provvedimento. Beh, mi sembra che non ci sia chiarezza e che si preferisca spesso tenere la piede in due staffe, o di fare polemica da una parte e dall'altra invece di non farla. Mi sembra una confusione reale, che peraltro noto non esserci solo nella Lega, ma di esserci tra anche la Lega e Forza Italia, perché per esempio su Roma Capitale ho visto che proprio Forza Italia organizza un convegno a cui partecipa il ministro Gelmini e il ministro Brunetta. Per cui credo che andrebbe fatta chiarezza all'interno della Lega. Diciamo, chi deve chiarirsi sul tema dell'autonomia, lei dice, Martella, è la Lega e il centrodestra più che il Partito Democratico. Sì, direi di sì, però per quanto riguarda il merito mi lasci dire che sono due cose che possono procedere tranquillamente in maniera parallela, perché quello di Roma Capitale è, diciamo, un assetto di carattere istituzionale che avvicinerebbe Roma per le proprie funzioni di capitale ad altre città europee, come per esempio Parigi, e non toglie nulla rispetto al fatto che il progetto dell'autonomia previsto dalla nostra Costituzione, alla quale noi crediamo, possa essere realizzato. Non ci sono polemiche stupide da fare su si fa una cosa in 20 minuti, non si vuole fare l'altra. Anche l'altra, che è quella dell'autonomia, si può fare, e noi, contrariamente alla Lega, abbiamo indicato come, indicando come uscire da una situazione di paralisi creata dalla Lega e dalle richieste fatte da Zaia, e come individuare delle materie, la formazione professionale, la rigenerazione urbana, l'internazionalizzazione delle imprese ed altre, quelle che riguardano più il Veneto e la sua struttura economica, per partire da quelle materie, per fare in modo che l'autonomia si possa realizzare. Questo fa una forza politica responsabile, gli altri fanno propaganda, ma come ho detto, forse questo è il momento delle competenze e del merito piuttosto che della propaganda. A proposito di formazione, Martella, formazione professionale, parliamo in ultima battuta di professioni sanitarie, perché non si placano in Veneto e nel resto d'Italia le polemiche nei confronti della Regione Veneto dopo l'istituzione ufficiale del Super-OS. Ne abbiamo parlato tanto in questi giorni. L'opposizione in Consiglio regionale è andata veramente all'attacco dicendo Zaia e Lanzarin creano solo confusione e umiliano gli infermieri. Una polemica che nasce in un momento, si sviluppa in un momento comunque difficile sul fronte della carenza di questi profili sia nella sanità pubblica che nelle RSA. Come la risolviamo questa vicenda, Martella? Ma questa è la cartina di tornasole di una
questione più grande, che è quella del sistema sociosanitario del Veneto, che è necessario ripensare. E noi anche da questo punto di vista, come Partito Democratico, l'abbiamo fatto presentando delle proposte molto, molto chiare, dicendo: dopo 2 anni di pandemia e dopo alcune scelte sbagliate fatte nel passato, bisogna riprogettare il sistema sociosanitario. I problemi quali sono? Le liste d'attesa, la carenza di personale medico e infermieristico, personale medico che lascia il Veneto e che va in altre regioni o che appena può va in pensione, la carenza di medici di base e uno squilibrio tra la presenza degli ospedali e i servizi al territorio, che è sempre stato un punto forte della sanità del Veneto. E queste cose qui riguardano direttamente gli interessi dei cittadini. Guardate, non ci sarà nessun veneto, nemmeno il più leghista convinto, che non di fronte al problema della tutela della salute non sarà sensibile a questi problemi. Trovare il medico di base, poter avere una ricetta, non aspettare 2 anni per fare una visita specialistica. Problemi concreti che non interessano quello o quel partito, ma la vita delle persone. Ecco, io lo dico anche su questo: la Lega, invece di fare tanta propaganda, dovrebbe dire: vabbè, mettiamoci adesso a correggere alcune strutture che si sono create anche in ragione della pandemia. E mi pare che, come hanno detto i consiglieri regionali del Veneto, questo sia un tentativo di risolvere un problema in realtà senza risolverlo. E chi lavora deve avere una formazione precisa, un riconoscimento di carattere giuridico, un riconoscimento di carattere economico. Non si può tentare di avere queste figure di mini infermieri per risolvere un problema che invece va risolto in radice, come ho cercato di dire su questo tema e non solo. Allora Martella, vediamo solo per un istante quello che sta succedendo al Senato. Sta parlando un senatore della Lega, Pazzaglini. Cosa sta succedendo al Senato? Dopo l'approvazione del DEF ieri, che ha visto la convergenza delle forze di maggioranza, oggi c'è la discussione, la conversione in legge del primo decreto legge energia, quello per intenderci del 1° marzo. Ci sono stati tanti emendamenti e tante le notizie, ne parleremo anche nel corso di questa diretta con il ministro D'Incà. A lei, Martella, chiedo la cosa che si chiedono tutti. Il governo ha preannunciato un nuovo decreto per l'abbattimento dei costi dell'energia e non solo, c'è anche il taglio del cuneo fiscale per 5-6 miliardi di euro. Tutte le forze politiche dicono non basterà e più avanti servirà uno scostamento. Qual è la sua più che speranza? Perché alla fin fine il PD è un azionista di maggioranza e di peso di questo governo. Qual è l'obiettivo che si dà? Qual è l'impegno minimo dei Dem su questo tema che è fondamentale in questo momento? Guardi, l'impegno lo sintetizzerei così: avere nel prossimo decreto risorse destinate anche dal DEF per mettere un tetto al prezzo del gas in via definitiva, per dare un assegno energia per le famiglie più deboli, perché rischiano di pagare un prezzo davvero, veramente troppo alto, e poi per introdurre delle misure per la detassazione degli stipendi, nella consapevolezza che c'è un problema di redditi e di salari che in questo ciclo che ci coinvolge in una guerra con le conseguenze economiche che abbiamo detto rischia di produrre un ulteriore impoverimento anche dei lavoratori. E quindi le proposte che fa il PD per questo prossimo decreto, come ha detto lei, come azionista importante di questo governo, sono queste: aiuti alle famiglie, tetto al prezzo del gas, intervento sui redditi, perché solo in questo modo è possibile dare
ossigeno ai cittadini, alle imprese e ai lavoratori. Grazie Andrea Martella, buon lavoro, grazie quindi al segretario del Partito Democratico del Veneto. E noi apriamo la pagina della cronaca che purtroppo ci riporta al tema degli incidenti stradali. Sono 15 le vittime della strada da inizio anno nella Marca trevigiana. L'ultima in ordine di tempo è la 24enne morta a 4 giorni di distanza dallo schianto avvenuto sabato a Padernello di Paese. Doveva essere il viaggio che le riportava a casa per le vacanze di Pasqua. Si è trasformato nella tragedia di una famiglia che ora piange la morte di una ragazza di appena 24 anni. Donica non ce l'ha fatta. 4 giorni di agonia, poi il suo cuore ha cessato di battere. La giovane kosovara era rimasta gravemente ferita nello schianto avvenuto all'alba di sabato scorso lungo la strada Castellana a Padernello di Paese. Un terribile frontale tra la Polo, sulla quale viaggiavano la ragazza e la sorella 25enne, e un camion guidato da un trasportatore veneziano di 35 anni che proveniva lungo l'opposta direzione di marcia. Nello schianto le 2 giovani erano rimaste entrambe incastrate tra le lamere dell'abitacolo dell'auto, finita in un fossato fuori strada e ferite molto seriamente. Le condizioni di Donica in particolare erano apparse subito disperate. Era stata intubata sul posto e poi trasferita d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cafoncello, dove ha lottato tra la vita e la morte prima di cedere, mentre la sorella se l'era cavata con ferite meno serie. La notte stessa dell'incidente le ragazze erano partite da San Michele d'Adige in provincia di Trento, dove risiedevano, dirette all'aeroporto di Treviso per tornare in Kosovo e festeggiare la Pasqua con i familiari. Poco dopo le 6, quando erano quasi arrivate, il tragico appuntamento con il destino. Triste epilogo per la ricerca del quarantenne feltrino Matteo Melchiori, che dalla mattina di martedì 19 aprile aveva fatto perdere le proprie tracce salendo sulla sua Jeep Compass e allontanandosi da casa. Nella serata di ieri, a distanza di oltre 24 ore, le ricerche si sono concluse drammaticamente a Enego, sull'altopiano di Asiago, con il ritrovamento dell'uomo purtroppo senza vita. Ritorniamo nel Trevigiano, dove è stata l'ennesima notte di paura sul fronte degli incendi. Stavolta è successo a Campocroce di Mogliano Veneto. Il rogo che avvolge la vettura, le fiamme che si propagano dall'auto e investono la tettoia della Pompeiana in legno. L'allarme è scattato a Campocroce di Mogliano Veneto poco dopo la mezzanotte. A far accorrere i vigili del fuoco i proprietari del bar pizzeria da Demo, dove l'incendio è scaturito. Abitano al piano di sopra e appena hanno visto e sentito cosa stava accadendo, sono usciti e hanno chiamato i pompieri. 2 le squadre in azione per domare le fiamme, mentre il rogo e il fumo danneggiavano anche una parte del locale molto noto in zona. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Dopo 3 ore di intervento l'incendio è stato spento. In corso la verifica sulla agibilità dell'edificio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Mogliano Veneto. Ora, inevitabile, inizia la conta dei danni. Ed è stata una serata di paura anche a Mortise, siamo nel Padovano. Fiamme e fumo hanno invaso le stanze della casa in pochi minuti. Paura mercoledì nel tardo pomeriggio nel quartiere di Mortise. Un incendio è divampato in un'abitazione di via Madonna della Salute. All'interno c'erano una coppia con i loro 5 figli. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato in poco tempo il rogo. Le fiamme e il fumo nero visibili dalla strada hanno attirato l'attenzione di molti passanti che hanno allertato anche la polizia locale. In via Madonna della Salute sono arrivati anche i servizi sociali che si sono subito attivati per trovare una sistemazione temporanea per la famiglia sotto shock. Le fiamme infatti hanno pesantemente danneggiato l'appartamento e quindi 5 bambini con i genitori sono stati ospitati in una struttura alberghiera della città. Sembra che sia stato un cortocircuito ad aver innescato le fiamme. Ancora tanta cronaca dal nord-est subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per aggiornarvi sulla cronaca del Veneto. Andiamo subito a Venezia, davanti Cafarsetti, sede del Palazzo Municipale, dove per noi c'è Filippo Fois che ci racconta di una protesta che si sta inscenando proprio in questi minuti. Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo di fronte a Cafarsetti, la sede principale del Comune di Venezia, un palazzo sul Canal Grande, come vedrete adesso dalle immagini, a pochi passi
da Rialto. In questo momento si sta svolgendo un consiglio comunale il cui argomento del giorno è quello che è stato ribattezzato il cosiddetto Bosco dello Sport, vale a dire un ampio progetto del comune che prevede la costruzione a Tessera di un nuovo stadio da calcio, un nuovo palazzetto dello sport, soprattutto più altre opere correlate. Ecco, questa scelta viene contestata duramente da parte delle opposizioni in consiglio comunale e da parte di svariate associazioni. Oggi si è tenuto un flash mob al quale hanno partecipato tra gli altri i gruppi consiliari del Movimento 5 Stelle di tutta la città, assieme poi ad alcune altre associazioni come il Forum per Mestre Venezia, Italia Nostra, Amico Albero, l'Associazione per la Democrazia Diretta, Ecologica e Solidale, il Comitato Ex Umberto I, i Cittadini per il Parco Bissuolo, insomma c'è praticamente l'associazionismo di quasi tutto il Comune di Venezia, l'associazionismo soprattutto ambientalista. Si contesta il progetto perché è un progetto, come potrete immaginare, estremamente oneroso. Il Comune di Venezia ha un avanzo di bilancio che è stato quantificato in 90 milioni di euro. Di questi 90 milioni di euro, 78 milioni saranno spesi per il Bosco dello Sport, più 95 milioni di nuovi mutui, più altri 93 milioni che il Comune di Venezia ha intenzione di chiedere allo Stato italiano, all'Europa, attraverso il piano il PNRR, il piano nazionale di rilancio e resilienza. Ebbene, questi soldi, qua si dice, si dovrebbero spendere in altri modi. L'altro, in questi ultimi giorni c'è stato un questionario che è stato distribuito da un altro gruppo in Consiglio Comunale, il gruppo Terra e Acqua, nel quale si chiedeva ai cittadini come spendere questi soldi, che è stato calcolato sono circa 1.000 euro a testa, e la maggioranza ha risposto per restaurare gli alloggi pubblici, per migliorare i trasporti e quindi insomma spenderli in servizi ai cittadini e non per uno stadio che tra l'altro, per esempio per quello che riguarda il Venezia Calcio, il Venezia, la società di calcio del Venezia, ha detto che vuole rimanere allo stadio Sant'Elena, qui è stato fatto notare, quindi non ha chiesto un altro stadio. Cristian, se non ci sono domande io ti restituirei la linea. Io ti ringrazio Filippo per questa corrispondenza, vediamo tutti questi cartelli, vogliamo alberi e non cemento, il messaggio mi sembra forte e chiaro. Grazie a Filippo Foiso, tutti gli aggiornamenti questa sera a partire dalle 19 nel corso del telegiornale di Venezia, e rimaniamo in tema di opere pubbliche, di grandi opere pubbliche. Andiamo nel Vicentino per parlare dei lavori della TAV. Scattano le deviazioni per consentire i lavori della TAV. Il cavalcaferrovia di via Battaglia ad Altececcato chiude per permettere l'inizio dei lavori di abbattimento e ricostruzione del manufatto in vista dell'arrivo della linea ferroviaria a alta velocità. Da martedì prossimo, 26 aprile, e per tutta la durata dei lavori, prevista fino a gennaio 2023, la viabilità subirà delle deviazioni e il traffico sarà incanalato sulla bretella della superstrada pedemontana veneta che si collega con la strada regionale 11. La segnaletica indicherà i percorsi alternativi per bypassare il ponte. Il primo cittadino Gianfranco Trapula ha ricordato che questo cantiere, il primo dei cantieri che partono per la TAV sul territorio, comporterà inevitabili disagi alla circolazione, ma che si tratta di un'opera strategica e dalle tempistiche inderogabili. Rimaniamo nel Vicentino, andiamo a Bassano, dove sono diventate virali e hanno fatto discutere le immagini di quella macchina che è entrata come se nulla fosse sul ponte degli Alpini. Dopo l'assalto di migliaia di turisti e visitatori nel fine settimana pasquale, ora il Ponte Vecchio di Bassano deve sopportare anche l'assalto di una macchina decisamente fuori tempo massimo. Già, perché sul monumento nazionale le auto non passano più da qualche decennio ormai, ma il dettaglio evidentemente non era noto a questo guidatore e alle sue compagne di viaggio. Il terzetto a bordo della vettura si è goduto una vista che da qualche tempo ormai è riservata ai pedoni, ma la sfilata è stata ripresa da tantissimi bassanesi e turisti che si trovavano sul ponte o sulle sue spalle al momento dello show. Qualcuno ha pure tentato di spiegare al guidatore che di lì non si poteva passare,
ma non è servito a molto e alla fine la macchina si è inerpicata su per via Ferracina e si è immersa nel vasto mondo. È una sorpresa, abbiamo visto passare la macchina, io mi sono permesso di chiedere come mai hanno invaso il ponte e una signora dell'equipaggio mi ha detto che aveva parlato pochi istanti prima col comando della polizia che poteva entrare in città. Ma entrare in città sì, ma no dentro il ponte degli Alpini. I visitatori hanno avuto anche il tempo di scendere dall'auto e di fare delle foto ricordo di una così bella giornata. 2 o 3 minuti, poi sono ripartiti verso Nardini e sono usciti, come niente fosse. Questo video ha fatto il giro del web e di certo tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del ponte dove, è comunque il caso di ricordarlo, bisogna portare a mano pure le bici, figuriamoci le macchine. Davvero incredibile. Rimaniamo nel Vicentino e parliamo di PNRR e sport. Lo abbiamo fatto poco fa di fatto per Venezia, perché il comune di Vicenza, come ci racconta Luisa Bertini, partecipa con 2 grandi progetti. Ammonta a 3,5 milioni di euro il valore complessivo dei 2 progetti che l'amministrazione ha deciso di candidare al bando pubblicato dal Dipartimento dello Sport nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La prima proposta riguarda la realizzazione di un impianto per diverse discipline sportive all'interno del Parco della Pace. Sono previste strutture per il rugby e una nuova piastra polivalente per la pratica di attività quali pallamano, pallacanestro, calcetto, pallavolo e adattabile anche alle discipline paralimpiche. L'ammontare del finanziamento richiesto è pari a 2,1 milioni di euro. Il secondo progetto mira invece alla rigenerazione dell'impianto sportivo di atletica leggera Guido Perraro in via Rosmini, costruito nel 1956. È prevista la riqualificazione completa dell'area scoperta e della tribuna per il pubblico e dei servizi, oltre alla realizzazione di una pista coperta di 100 metri per la pratica dell'attività durante tutto l'anno. Il finanziamento richiesto di 1,4 milioni di euro. Questo quindi dal fronte vicentino. Adesso vi mostro i dati di giornata del Covid diffusi da Regione del Veneto con azienda zero, la solita tabella, ma i numeri come vedete sono sempre alti. Parliamo di 7.423 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con le province principali che si attestano abbondantemente sopra i 1.000 casi, quindi Padova 1571, Treviso 1354, 1315 a Venezia, 1229 a Verona, 1279 a Vicenza, Belluno 274, Rovigo 266, quindi le proporzioni di fatto sono queste, si vedono un po' in tutte le province. Se guardiamo ai dati ospedalieri però vediamo come il contagio cresca molto ma molto di più del ricovero e quindi questo è il segnale, come sapete, da prendere in considerazione. Sono 901 le persone ricoverate in area non critica, pneumologie, malattie infettive e quant'altro, 36 in terapia intensiva, concentrate soprattutto nelle aziende ospedaliere di Padova e Verona. Tra l'altro di queste 36 persone in terapia intensiva più della metà si sono negativizzate. Il delta dei decessi, quindi i decessi registrati Covid positivi nelle 24 ore, sono stati 6. Io però farei un focus sulla Marca perché è particolarmente significativo. Proprio ieri sera il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi ha detto che stanno aumentando i contagi ma anche i ricoveri, soprattutto tra gli over 80 che finora non avevano dato particolari problemi perché di fatto la fascia più immunizzata. Questa quindi la tendenza che si sta registrando in questi giorni sul fronte del Covid. Si tratta per lo più di soggetti che hanno effettuato la terza dose già da diversi mesi e che quindi vedono scemare la copertura immunitaria. Le parole di Benazzi che ha ricordato appunto la necessità di procedere con la quarta dose che in verità sta procedendo molto a rilento nella Marca ma anche in tutto il Veneto. Nelle case di riposo del
Trevigiano gli ospiti contagiati sono saliti a 300, chi arriva in ospedale, la minima parte va detto, presenta sintomi simili influenzali che vengono trattati con successo mediante terapia antivirale. Più in generale aumenta il tasso di positività, il 25% dei tamponi effettuati dà infatti esito positivo. Altra questione, la variante Omicron è ormai prevalente, il 96% sempre a Treviso, ma di fatto questi sono i parametri anche del Veneto, mentre si è affacciata la variante XJ, isolata per alcune unità dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Sarebbe più contagiosa, ma per l'appunto non più pericolosa appunto delle varianti che già sono in circolazione. Questo quindi è il quadro sul fronte del contagio, che come vedete non è finito, però gli interrogativi sono molti, come non sono finite le tensioni anche sociali che talvolta sfociano in estremismi proprio sui temi della vaccinazione e del Green Pass. Infatti a Padova continuano le indagini dopo la denuncia degli autori della raid all'Agenzia delle Entrate. Nel frattempo la Prefettura di Padova ha deciso di porre sotto sorveglianza il sindaco Giordani, tra l'altro in campagna elettorale, e i 3 edifici colpiti. Le scritte sono ancora ben visibili in via Turazza, nella sede dell'Agenzia delle Entrate, lungo tutta la facciata dell'edificio. Nei confronti dei 2 autori fermati in flagranza dai carabinieri del radiomobile, un 36enne di Faenza e un 37enne foggiano, oltre alla denuncia il questore sta valutando dei provvedimenti amministrativi. Nel frattempo in prefettura si è riunito un vertice che ha disposto una sorveglianza per gli edifici colpiti e per il sindaco della città di Padova, Sergio Giordani. La decisione al termine di un vertice alla presenza delle autorità cittadine. I 2 autori delle scritte all'Agenzia delle Entrate sono stati fermati dai carabinieri di Padova dopo una richiesta arrivata dai residenti con le bombolette ancora in mano. Le indagini nel frattempo continuano. Nel mirino questo simbolo, la W Vivi, all'interno del cerchio rosso, un movimento che sta colpendo in varie città d'Italia. Scritte simili a quelle contro il presidente del Veneto Zai e del sindaco di Padova Giordani sono comparse a Venezia, nel mirino il presidente del Consiglio Draghi, ma anche a Bergamo, Ancona, Lecce e Foggia, un movimento di chiara matrice Novax collegato in rete via Telegram che continua a cercare quelli che si autodefiniscono guerrieri. Corale la condanna al raid di mercoledì. Alle numerose voci si è unita anche quella della rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli, che ricorda: come ho avuto già modo di dire, l'Ateneo che fu di Galileo è la casa di chi riconosce il valore fondamentale della scienza, non di chi si assume l'arroganza, con insopportabili toni d'odio come in questo caso, di negarla. E una condanna netta nelle scorse ore è arrivata anche dal ministro Federico D'Incà, che vedo collegato. Buongiorno Ministro. Buongiorno a voi tutti, grazie per l'invito come sempre. Ecco, cominciamo proprio da qui, da queste scritte che appunto fanno discutere, fanno indignare, ma che purtroppo, ahimè, ai noi continuano. Assolutamente fanno indignare e tra l'altro, insomma, visto anche le parole della rettrice, insomma, e la vicinanza per quanto riguarda il valore della scienza collegato a Galileo Galilei, chiaramente nessuno farà biura di quello che abbiamo fatto fino ad oggi per quanto riguarda il lavoro della sanità del nostro paese, dell'importanza della vaccinazione che questo ha avuto all'interno, insomma, del nostro paese. Sapete, abbiamo vaccinato praticamente il 90% dei nostri concittadini. Io raccomando la terza dose, che è assolutamente importante, e ricordo a tutti come vi siano paesi in questo momento al mondo, come ad esempio la Cina stessa, che continua invece con dei lockdown non proprio selettivi, insomma, visto che riguardano decine di milioni di persone. Invece nel nostro paese praticamente siamo tornati alla normalità in queste ore. Tra l'altro è appunto in approvazione anche
l'ultimo decreto che si chiama fine emergenza e con il quale stiamo concludendo insomma in questo momento alcune norme, stiamo chiudendo alcune norme che prima insomma avevano chiaramente erano molto efficaci in tempi di pandemia, ma oggi fortunatamente abbiamo ospedalizzazione in calo e reparti intensivi che riescono a sostenere il peso dei malati. Quindi direi che abbiamo fatto un ottimo lavoro, ringrazio sanitari, ringrazio la scienza, i ricercatori, tutte le persone che hanno lavorato intensamente in questi 2 anni molto complicati. Siamo di fronte, Ministro, alla cosiddetta endemizzazione? Ma guardi, io non sono chiaramente forse la figura, io mi affiderei per queste considerazioni a medici che ne hanno la corretta competenza. Posso notare dalla parte nostra come governo che vi è in questo momento una nuova fase, diventa una malattia che iniziamo a conoscere da vicino, molte persone hanno contratto la malattia ma l'hanno superata con grande facilità e stiamo parlando per quanto riguarda i ricoveri di soggetti fragili che seppur protetti hanno avuto delle difficoltà o altrimenti di persone che non si sono vaccinate e che in qualche maniera sono incorsi in un rischio per quanto riguarda la propria salute. Lei, Ministro, fa bene a ricordare quello che sta succedendo in Cina. Vediamo le immagini, sono impressionanti, quelle che arrivano soprattutto da Shanghai e tra l'altro ci sono anche delle ripercussioni. Il porto chiuso per Covid di Shanghai sta innescando una sorta di effetto domino anche sulla nostra economia, per esempio in Electrolux, perché è tutto collegato. Quindi lei dice, insomma, attenzione, nulla è scontato, noi siamo usciti da un'emergenza difficile perché ci siamo sacrificati e non disperdiamo questo tesoretto, diciamo così, di libertà. Ma direi che abbiamo fatto delle scelte importanti a livello europeo con degli acquisti comuni sui vaccini con una tecnologia molto efficace e che stanno difendendoci in questo momento dal rischio malattia. Ma lo si vede, cioè io non so se voi avete notato insomma, che sono aumentati le persone che in qualche maniera per fini turistici stanno viaggiando, come avete visto si è avuto un'annata molto buona per quanto riguarda il turismo invernale e vedete insomma che si sta riattivando tutto il settore turistico delle città d'arte, quindi vuol dire che c'è un ritorno, lo vedo io qui a Roma dove vi sono un numero importante di persone che si stanno spostando attraverso le vie di Roma, che sembra di essere appunto tornati nel 2019 come quantità di persone che si stanno muovendo. E lo si può fare all'aperto senza mascherina perché siamo vaccinati, cioè non è che ci siano altri motivi, se non eravamo vaccinati, seppur in presenza di varianti che sembrano meno impattanti per quanto riguarda le vie più profonde respiratorie, insomma come la variante iniziale, in particolare poi quella Delta, rimane sempre il coronavirus e devo dirvi che io almeno per quanto riguarda la mia famiglia, lo dico anche come personalmente, io ho visto mio padre malato, mia madre malata e mia moglie malata nello stesso momento e devo dire che in qualche maniera seppur mia madre con qualche problemino in più rispetto agli altri parenti stretti, non ho mai avuto la percezione che fosse in pericolo di nulla, non ho avuto né bisogno di ricovero né niente e come me penso tantissime persone della mia età che erano preoccupati per i propri genitori in particolare. Ecco, in questi minuti al Senato, lei lo sa benissimo, insomma è in corso la discussione del disegno di legge, appunto della conversione del decreto legge del 1° marzo 2022, il primo decreto energia. Nel frattempo sono arrivati tanti emendamenti, si sta trovando in qualche modo la quadra. Ieri tra l'altro è stata una giornata importantissima, lei è stato un po' il coordinatore del tutto perché è stato approvato il DEF, il documento di economia e finanza, che va a tracciare le linee programmatiche in materia economica per il Paese da qui ai prossimi mesi. Un documento profondamente diverso da quello dell'anno scorso e molto diverso anche dal NADEF, dalla nota di aggiornamento di ottobre, perché le cose sono cambiate a livello internazionale ancora una volta. Da che parte stiamo andando? In quale direzione, Ministro?
Allora, il tema del documento di economia e finanza è un tema che fortunatamente sta diventando di discussione all'interno del nostro Paese, è un tema molto importante perché sono linee programmatiche dell'anno in corso, fanno riferimento di fatto, quando arriviamo verso aprile, ai dati dell'anno precedente. Pensavamo tutti di avere un anno di un certo tipo, un anno magari chiaramente con qualche difficoltà di materie prime, con qualche difficoltà per quanto riguarda gli approvvigionamenti, con un po' di inflazione, però non si immaginava sicuramente di avere un anno di guerra. Detto questo, il DEF proponeva un 4,7 come valore. Il dato è diminuito, come avete visto, per quanto riguarda il PIL quest'anno, ma siamo ancora in terreno positivo. Aspettiamo, stiamo chiudendo anche le riforme, visto che tu hai indicato il documento economia e finanza, ma stiamo votando la riforma del CSM in queste ore. Questa mattina ho avuto una riunione importante sulla concorrenza con tutti i capigruppo d'Aula, di Camera e Senato, tutti quanti i partiti. Sta andando avanti la riforma degli appalti. La delega sul fisco, stiamo chiudendo le ultime cose rimaste aperte. Mi sembra che il Paese stia facendo grandi passi in avanti sulle riforme interne, che hanno un valore importante tanto quanto gli investimenti materiali, quelli che hanno dentro le risorse economiche. Credo che la maggioranza, pur avendo delle diversità, stia lavorando per cercare di poter andare avanti nel senso convinto di dare un grande contributo al nostro Paese. Chiaramente stiamo affrontando delle dinamiche esterne di geopolitica molto complesse, si chiama appunto guerra tra Russia ed Ucraina, con un aggressore che si chiama Russia, sulla quale impatta pesantemente in questo momento un'inflazione nel nostro Paese, in particolar modo su gas e su tutto il tema dell'energia. Per questo motivo stiamo lavorando con altri Paesi, avete visto delle visite importanti in Algeria, in Mozambico, in Angola, in Congo, stiamo attraverso l'ENI, attraverso il lavoro del Ministro Cingolani, del Ministro Di Maio, del Presidente Draghi, stiamo lavorando al meglio per creare un'intensa rete di approvvigionamenti esterni che danno al nostro Paese delle soluzioni alternative. È una cosa complessa, chiaramente passeremo, se dovesse andare avanti la situazione attuale, io mi auguro che riusciamo a portare la pace e non a portare ulteriori armi, possiamo andare a gestire invece un passaggio diverso che è quello di una riappacificazione prima di tutto e in qualche maniera un ristabilirsi di un equilibrio. Nel frattempo chiaramente guarderemo oltre agli approvvigionamenti, anche se serve a diminuire oppure ad abbassare le temperature all'interno delle nostre e questo abitazioni è appunto e negli uffici pubblici. È uno dei punti, Ministro, questa stretta sui consumi dal 1° maggio. L'emendamento è stato presentato nei giorni scorsi, tra l'altro dal Movimento 5 Stelle, mi pare che sarà approvato sul velluto, c'è convergenza da questo punto di vista e in un primo momento si parla di una stretta sui consumi, quindi parliamo dei condizionatori negli edifici pubblici, poi si valuterà anche il privato, è così? Ma guardate, chiaramente parliamo di edifici pubblici in questo momento, poi io credo che vi sia una forte sensibilità da parte dei cittadini, tra l'altro la sensibilità viene anche da alcune bollette che sono con dei prezzi pazzeschi, pur se siamo intervenuti con oltre 20 miliardi di euro e addirittura avete visto l'abbassamento delle accise almeno fino al 1° maggio di 25 centesimi. Chiaramente tutto questo in questo momento è un aiuto importante, ma non è sufficiente visto l'aumento. Vedo una grande attenzione da parte delle persone sia sui condizionatori da qui in avanti sia sul riscaldamento. In questo momento noi vogliamo intervenire sulla parte pubblica cercando di limitare i consumi nel nostro Paese, però chiaramente tutta questa situazione difficile a livello internazionale e il fatto che siamo interconnessi, il mondo intero è interconnesso in questo momento, quando si bloccano, ossia vengono delle situazioni che in qualche maniera per noi è una sorta di problematica per quanto riguarda il riscaldamento o il raffreddamento delle nostre case. Da altre parti parliamo di migliaia di morti, quindi credo che in qualche maniera ogni sforzo debba essere fatto per riuscire a riportarci verso la pace. E va detto, Ministro, questo è importante, che questa stretta sui consumi, quindi il tema dei condizionatori, non toccherà gli ospedali, questo è importante, mi sento di dirlo, insomma.
Assolutamente, non è da mettere in discussione. Assolutamente. Allora, quindi che tempistica poi possiamo dare per il nuovo decreto energia, quindi quello che andrà nuovamente ad abbattere i costi della benzina per il mese di maggio? Ecco, è sparito per un attimo il ministro D'Incà. Ovviamente, come vedete, in ballo ci sono diverse questioni, quindi ieri l'approvazione del DEF, oggi la conversione del decreto approvato il 1° marzo scorso, il primo decreto energia, e poi si sta lavorando per l'appunto per questo secondo decreto energia. Ecco, è riapparso il ministro. Dicevamo, ministro, che tempistica possiamo dare per il secondo nuovo decreto? Il prossimo decreto credo che arriverà la settimana prossima. Ha dentro un valore di 6 miliardi di euro, pari all'incirca un 0,5-0,6% del PIL del nostro Paese, e sarà un'altra volta ancora, andrà incontro a tutte le problematiche dette precedentemente sul tema dell'energia e poi sul tema chiaramente anche dei settori più colpiti per quanto riguarda questa nuova crisi internazionale. Quindi direi che la settimana prossima sarà operativo e mi auguro, insomma, possa andare anche incontro alle problematiche. Sapete, noi abbiamo questa norma sulle accise che ha un valore diciamo fino al 2 di maggio. Chiaramente, intervenendo la settimana prossima, dovremo riuscire a dare una continuità per quanto riguarda il caro benzina e il caro gasolio. Ecco, questa è una forte rassicurazione, Ministro. Poi c'è tutto il tema dello scostamento di bilancio. Tutte le forze politiche chiedono lo scostamento di bilancio. È previsto nel DEF, o perlomeno è prevista questa possibilità. Però l'impressione un po' generale è che questa nuova iniezione di liquidità, per quanto importante, non possa bastare. Secondo lei, quando e come avverrà questo scostamento di bilancio? Ancora in questo momento è una richiesta della risoluzione fatta ai gruppi parlamentari, lo hanno chiesto in tantissimi gruppi, in particolare il Movimento 5 Stelle. Credo che di fatto sarà una valutazione da fare dopo il prossimo decreto, vedendo anche la situazione internazionale e anche le condizioni che verranno a crearsi rispetto, insomma, ai conti dello Stato, e se abbiamo delle risorse ulteriormente disponibili. Credo che comunque in qualche maniera è una decisione da prendere nel mese di maggio, insomma, quindi verificheremo tutte le indicazioni e poi attraverso, insomma, la visione. Sapete che il Presidente Draghi ha una conoscenza molto approfondita dell'economia, non soltanto del nostro Paese ma a livello mondiale, quindi abbiamo questa fortuna di avere un ottimo Ministro dell'Economia come Daniele Franco e dall'altra parte una persona come il Presidente Draghi che ha una visione economica a livello internazionale di altissima qualità. Ecco, Ministro, le faccio fare un'ultimissima battuta sulla legge quadro della montagna. Nelle settimane scorse il Governo ha dato il via libera, quindi da parte dell'Esecutivo è stato fatto tutto il possibile. Serve ovviamente il passaggio in Parlamento. Come siamo messi? Perché è una legge molto attesa, lei lo sa benissimo, dalla montagna veneta e bellunese. È una legge importantissima perché dentro ha risorse per il 2022 pari a 100 milioni di euro e poi a regime sono 200 milioni di euro per i prossimi anni. Impatta pesantemente, si chiama montagna ma di fatto è aree interne del nostro paese, l'Appennino, dal Tosco Emiliano fino ad arrivare al Calabrese, tutta la parte alpina. Da noi sicuramente riguarda la provincia di Belluno e non solo, la parte dei Monti Lessini, la parte di Asiago, insomma ci sono varie zone del nostro bellissimo Veneto che hanno queste caratteristiche legate alla montagna. Credo che siamo in fase di conclusione, finalmente la potremo depositare alla Camera e da lì inizierà il suo iter e credo che vi saranno, insomma, tanti colleghi parlamentari che cercheranno di fare il possibile per poter accelerare il percorso. Insomma, mi vengono in mente anche fortunatamente tanti colleghi bellunesi, insomma, che sono all'interno della Camera dei Deputati, che sicuramente daranno una fortissima spinta per poter avere in tempi brevi un testo deliberato da parte delle due Camere e quindi poter fare poi passi successivi che sono i decreti legislativi, quindi andare all'attuazione che deve arrivare assolutamente prima del termine dell'anno.
Ministro, la ringrazio, grazie davvero, e noi ovviamente come sempre ci aggiorniamo su tutti questi temi che riguardano davvero le famiglie, il portafoglio e non solo delle famiglie italiane. Grazie al Ministro ai rapporti con il Parlamento, il bellunese Federico D'Inca. Grazie a voi, buona giornata, grazie. Arrivederci Ministro. Chiedo alla regia se per caso i nostri nuovi ospiti sono collegati, mi riferisco in particolare a Fabio Flora. Sì, ecco, allora Fabio Flora è presente, è qui con noi e rimaniamo a parlare di bollette, di caro energia. Fabio Flora è presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, mi corregga se sbaglio, Montebelluna Nuoto, e componente anche della società che gestisce l'impianto natatorio a Montebelluna. Ho detto bene, Flora? Sì, ha detto bene. Innanzitutto buongiorno a tutti, sì, ha detto bene. Perfetto. Diciamo che la Monte Nuoto, che è la società che gestisce gli impianti natatori, gestisce anche quelli di Valdobbiadene, oltre che a quelli di Montebelluna. Ecco, e noi, come sanno i nostri telespettatori, seguiamo da sempre da vicino la realtà delle piscine e delle palestre, una realtà che è stata pesantemente provata, toccata dalla pandemia prima e adesso dai costi energetici. Ecco, partiamo proprio da qui, Flora. Partiamo dalle bollette che vi sono arrivate di recente. Di quanto stiamo parlando per l'impianto natatorio di Montebelluna e di quanto è questo aumento? Beh, guardi, intanto vorrei fare una precisazione. Le piscine in generale in tutta Italia sono state colpite innanzitutto nel 2008 dalla prima crisi finanziaria, no? Poi si è aggiunto il Covid e adesso appunto sono arrivati questi rincari. Le piscine sono un impianto industriale vero e proprio che non può essere mai spento, e quindi anche di notte, quando non hanno clienti e utenti all'interno, continuano a consumare. La piscina è un ecosistema, diciamo, una specie di ecosistema molto particolare in cui devono rimanere in equilibrio tanti valori come l'umidità, il calore, il pH dell'acqua, quindi gli impianti continuano sempre ad andare, e essendo un impianto industriale si parla di svariate centinaia di migliaia di euro all'anno, certo, di bollette. E in questo momento le prime bollette che sono arrivate, che sono quelle di energia elettrica e gas, parlano del doppio, sono raddoppiate, insomma. Ecco, ci faccia qualche esempio. Poi noi come cittadini privati lo vediamo già da noi, appunto sulle nostre utenze domestiche, ma per una piscina importante come quella di Montebelluna di quanto stiamo parlando in termini assoluti? Allora, la piscina di Montebelluna, che ha in totale 6 vasche, l'ultima bolletta tra gas e corrente elettrica è stata sui 60-65 mila euro. Rispetto al solito, che è quindi di... Che era la metà. La metà. Ah, sì. E questo ovviamente a fronte di una diminuzione drastica poi dell'utenza per vari motivi che avete registrato voi come tutti. Sì, noi solo a Montebelluna abbiamo 3.000 tesserati, sono calati e hanno cominciato a calare, come anche in tutte le altre piscine, dal 2008. Ripeto, la prima crisi finanziaria ha fatto sì che determinate spese da parte dei privati fossero tagliate. Poi è arrivato, ripeto, come ha detto anche lei, la pandemia, e adesso questo rincaro dei costi che non colpisce solo le piscine, colpisce a parte anche gli altri impianti sportivi come un palaghiaccio, perché anche i palaghiacci penso che non vivano realtà, certo, molto dissimili dalla nostra, ma colpiscono le famiglie, quindi le famiglie ovviamente, come ha detto prima lei, vanno a intervenire nelle spese quotidiane, nelle spese mensili, e tra queste ci sono anche quelle che riguardano lo sport. Ci sono, è inutile nasconderlo, ci sono degli sport che sono molto meno impegnativi dal punto di vista economico del nuoto.
Ecco, noi tra l'altro abbiamo le immagini della piscina comunale di Montebelluna, immagini che avevamo girato nel maggio dell'anno scorso. Non so, Alberto, se le possiamo mettere in onda. Ecco, vediamo, va detto che qui era di fatto chiusa, era aperta solo al nuoto agonistico, di lì a qualche giorno sarebbe stata riaperta poi a tutti, sapete. Ecco, questa era la situazione della piscina all'interno, vasche vuote, desolatamente vuote. Poi c'è stata la riapertura, ma con tutti i problemi che Flora sta in qualche modo elencando. Tra l'altro, questo è l'altro tema, voi avete chiamato a raccolta agonisti, non agonisti, per una vera e propria marcia. Una marcia per salvare la piscina il 15 di maggio. Di che cosa stiamo parlando, Flora? Sì, guardi, si chiama proprio la marcia dei pinguini perché il pinguino è il nostro simbolo, è il simbolo sia di Monte Nuoto che di Montebelluna Nuoto. Quella volta fu scelto perché è un animale che sulla terra va abbastanza lento, ma appena entra in acqua schizza via. È una maratona non competitiva in cui ognuno può iscriversi, il minimo è una vasca da fare, la donazione purtroppo abbiamo dovuto mettere un limite minimo, è stato un po' imbarazzante, ma è di 5 euro e poi ovviamente chi vuole può aggiungerci. C'è da dire questo, per far capire come sono cambiati i tempi. Anni fa queste manifestazioni si facevano a livello nazionale, si chiamavano Nuota Italia, poi noi abbiamo continuato a farle anche a livello locale, con le piscine di Montebelluna e Valdobbiadene, davamo i soldi in beneficenza per diciamo delle attività sociali, in quanto noi riteniamo veramente che lo sport, e in questo caso le piscine, abbiano un valore sociale infinito, no? E oggi siamo arrivati a organizzare questa marcia, questa maratona per noi, per sostenere le spese e sostenere i costi energetici. Quindi questo è lo specchio, diciamo così, dei tempi. Le chiedo in 10 secondi, non so se lei prima è riuscito a sentire il ministro D'Incà che ha parlato di questo nuovo decreto energia. In questi minuti c'è la conversione del primo decreto energia, ne arriverà un altro la prossima settimana per maggio. Basta? Noi lo speriamo e speriamo soprattutto nella celerità di questi interventi. Fabio Flora, grazie davvero per questa sua testimonianza, in bocca al lupo anche per la marcia che, ripetiamo, si terrà il 15 di maggio, il 15 a maggio a Montebelluna. Grazie Flora. A voi. Ecco, questa è la dimostrazione molto pratica dei temi che stiamo affrontando anche nella diretta di oggi. Economia che è sempre in primo piano e non potrebbe essere altrimenti, l'economia delle famiglie, l'economia delle aziende e l'economia in generale. Do il benvenuto a Nicola Palumbo, un altro montebellunese doc. Buongiorno Palumbo, consulente aziendale. Ecco, e non so se è collegato anche Elio Maria Narducci, che è segretario della Camera. Eccolo qua, buongiorno Narducci. Narducci lo conoscete tutti, è spesso nostro ospite, è segretario generale della Camera di Commercio italiana in Germania. Allora, Palumbo, inizio da lei. Lei che conosce bene il mondo delle aziende, le frequenta ogni giorno e le supporta. Che cosa le chiedono oggi le imprese del territorio? Certezze. Chiedono essenzialmente di sapere cosa accadrà nei prossimi tempi, ma la sfera magica non la possiamo avere nemmeno noi. Siamo usciti o stiamo uscendo da un'emergenza che è quella generata dal Covid, che ha portato a un profondo shock sia nell'estrazione della materia prima che poi chiaramente nel consumo. Lo sappiamo bene, l'abbiamo spesso detto anche in diretta qui. E poi oggi abbiamo invece il caro energetico, che è figlio anche di quell'emergenza, che oggi trova nuovo slancio purtroppo nell'emergenza bellica, nel conflitto ucraino-russo, e che incide
ogni giorno sulle nostre imprese. Lei parlava prima con il presidente del Montenuoto, che io conosco bene come realtà, che è un'eccellenza e che chiaramente soffre questo rincaro, e lo soffre in modo importante. Dobbiamo però dire che oggi si attribuisce, a mio avviso, troppo al conflitto. Si ritiene che questa guerra abbia portato da sola l'aumento che stiamo pagando oggi. Io non penso sia questo il caso. Io penso che ci sia in atto una speculazione da parte di alcuni grandi player del mondo energetico, perché se lei controlla e verifica il prezzo del petrolio oggi è non più caro di quello di 5 anni fa o di 10 anni fa, eppure oggi, se non ci fossero interventi sulla riduzione delle accise, noi pagheremmo 2,20 € al litro il diesel o la benzina. Non penso che sia colpa del conflitto russo-ucraino la carenza di materia prima che c'è a livello internazionale, e non penso nemmeno che sia così facile, anche se a livello etico noi siamo spinti a dirlo in maniera anche giusta, che io credo sia giusta, bene, stop al gas russo. È difficile, prima il ministro era con lei connesso e ci ha dato un quadro, però non penso sia sufficiente questo pacchetto interventi. L'Italia dipende tanto dalle energie internazionali, l'Italia è un paese povero sotto un aspetto energetico e questo chiaramente incide sulle nostre imprese, che devono pagare di più per una bolletta, per una fornitura di energia, devono pagare di più per tantissimi costi. E questo toglie una redditività che sottrae la competitività internazionale delle nostre imprese. Elio Maria Quindi io Narducci, penso... passo a Narducci, perché questo è il tema, no? I costi dell'energia. E io le faccio una domanda, Narducci, molto terra a terra. Com'è la situazione in Germania? Anche tra le famiglie e le imprese tedesche c'è questo problema? C'è un problema anche in Germania di bollette pazze, o è un problema solo italiano? E concorda con Palumbo quando parla di speculazione in atto? Allora, la situazione in Germania è molto simile a quella italiana. Qui peraltro non si parla neanche di fare un decreto energia o qualcosa del genere, la benzina qui è ampiamente sopra i 2 € al litro. Quindi di fatto è la stessa situazione, speculare a quello che si è raccontato fino ad ora. Ascoltando il dottor Palumbo mi veniva in mente la mia tesi di laurea qui in Germania, cioè il tema dell'effetto bullwhip, cioè dell'effetto della frusta del toro, no? Quando si prova a fare una frustata ovviamente ci sono le onde, no? L'onda è più grande all'inizio e sempre più piccola poi alla fine, e questo è quello che sta succedendo adesso con i vari shock che noi stiamo dando all'economia. Prima la pandemia, adesso la guerra. È vero, non paghiamo solamente lo scotto di quello che sta succedendo sulla situazione in Ucraina, stiamo pagando anche il ritorno a una sorta di normalità che ovviamente ha fatto sì durante la pandemia che tutte le catene distributive, materie prime ma non solo, ovviamente venissero in qualche modo a modificarsi, perché la situazione prevedeva un mercato diverso rispetto a quello solito, e oggi siamo in una tempesta che va ad aggravare quello che era già una situazione difficile. Quindi stessa situazione in Germania e stesse discussioni, diciamo, sia da parte delle aziende che dell'opinione pubblica. Diciamo che Italia e Germania condividono in questo preciso momento storico alcune problematiche strutturali. Palumbo stesso le definiva così, nel senso che è chiaro che la dipendenza energetica di queste due potenze economiche, la Germania è la prima manifattura dell'Europa, ma l'Italia è comunque la seconda, un'interdipendenza energetica, una dipendenza energetica che affonda le radici nel tempo. Non è così per la Spagna, non è così soprattutto per la Francia, che come sappiamo ha anche l'energia nucleare. Questo cosa significa, Narducci? Queste sanzioni alla Russia rischiano di essere un boomerang, nel senso rischiano di fare del male anche alle imprese tedesche?
Ma poi gli effetti di queste sanzioni bisogna vederli nel tempo. Ci dicevamo anche nell'ultima intervista che non è chiaro poi fino in fondo se facciano bene o facciano male. Sicuramente servono a tamponare un problema. Qui il tema dell'energia però è chiarissimo, cioè voglio dire, in Germania c'è stato un aumento del 30% del costo dell'energia. Questo poi ha fatto sì che aumentassero tutti i costi di tutti i settori, cioè anche l'agroalimentare. La situazione è quanto di più caotica possa essere. C'è poi un'altra discussione che si sta facendo oggi in Germania. Anche la posizione della Banca Centrale Europea rispetto all'inflazione è rimasta invariata rispetto al passato, e questo non permette a nessuno di fare previsioni. Le imprese fanno dichiarazioni continue. Leggevo anche oggi la dichiarazione stampa del sistema camerale tedesco che dice: care aziende, rimanete in modalità di crisi, perché ogni giorno le cose si possono modificare, quindi è così. Diciamo che ecco, più volte anche il governatore del Veneto Luca Zaia parla di economia di guerra. Siamo di fatto in un'economia di guerra o quasi. Palumbo, le aziende che vengono da lei quanto sono preoccupate, e riprendo la sua considerazione di prima, da queste sanzioni? Tra l'altro lei opera in un territorio, quello montebellunese, dove c'è lo Sport System, che è un settore particolarmente vocato all'export. C'è ovviamente il vino, e in questo periodo ben abbiamo raccontato le problematiche di tutto il settore primario, e c'è poi l'automotive che dialoga proprio con la Germania in particolare. Quindi Palumbo? Quindi noi in realtà non siamo mai usciti dall'emergenza pandemica come crisi, cioè quello che diceva bene il Presidente prima è quello che io penso, cioè noi abbiamo un territorio nostro che dipende da un mercato internazionale. Se il mercato per motivi vari si ferma, si evolve e cambia in fretta, questo per forza colpisce anche la piccola impresa che con quel mercato internazionale parla. È chiaro che ci sono aziende, settori che con la Russia parlano, vendono, collaborano e che oggi guardano con preoccupazione, ma non solo da oggi, e sono rivolte ad altri mercati ora, ad altri stati, stanno cercando di fare nuovi accordi. Questo è chiaramente una cosa che viene spontanea e viene da farsi subito in modo ovvio. Però poi dobbiamo capirci sul fatto che la materia prima, dal mastice al cuoio a tantissime cose, al bancale, al pallet in sé, hanno costi in crescita del 30, 40, del 100% in più rispetto al pre-Covid, e questo non ha una giustificazione logica unitaria. Ce ne sono tante, tra cui il fatto che noi siamo un paese povero sotto questo aspetto, dipendiamo da altri paesi, e o ci mettiamo in condizione di guardare all'Italia come un paese povero sotto un aspetto energetico di materia prima, oppure saremo sempre sottoposti alle bizze, perdoni questo termine semplicistico, del mercato o della geopolitica. E Narducci, l'Italia è un paese che da solo non va da nessuna parte, necessita del partner francese, del tedesco, dello spagnolo, dell'Unione Europea, che deve agire come player unico. E ancora oggi invece leggiamo di situazioni dove alcuni paesi hanno due velocità. Dobbiamo iniziare a capire che il referendum sul trivelle, su TAP, che ci hanno fermato nel tempo, ci hanno reso più poveri sotto un aspetto dell'autonomia energetica. Eppure si è cavalcato in maniera importante questo aspetto dell'ambiente, del non dobbiamo scavare. Certo, l'ambiente è essenziale, ma oggi noi siamo davanti a un bivio. Riaccendiamo le centrali, per esempio carbone, ovvero sia le centrali che ci darebbero subito un po' più di autosufficienza, o non lo facciamo in virtù dell'ambientalismo? Dobbiamo stare estremamente attenti, perché questi sono macro temi dove sempre di più l'Italia
paese solo. Certo, ma penso che questo dilemma attanagli anche la Germania, dove c'è una presenza storica dell'anima verde. Tra l'altro ci sono delle fibrillazioni all'interno della variopinta maggioranza che sostiene il governo di Olaf Scholz, soprattutto sul tema che è connesso ovviamente del riarmo. Ecco, da questo punto di vista i dibattiti economici e politici di Italia e Germania si assomigliano molto. Narducci. Io le raccontavo come parte dell'opinione tedesca non fosse contenta con la politica che la cancelliera Merkel aveva stabilito per la Germania, ovvero dello spegnimento delle centrali nucleari e quant'altro. Infatti proprio in questi giorni sono partite delle critiche molto forti a decisioni prese appunto da quel governo, perché non riescono a essere sostenibili in questa situazione. Per quanto riguarda il governo invece attuale, ha pienamente ragione, ci sono fibrillazioni che sono legate in questo caso al fatto che la parte dell'SPD, quindi la parte di sinistra e la parte dei liberali, non vuole dare le armi o gli armamenti dismessi che sono nei depositi della Germania direttamente all'Ucraina, ma vorrebbe solamente dare degli aiuti di tipo economico, mentre invece i Verdi vorrebbero appunto dare queste armi, questi carri armati direttamente all'esercito ucraino. La verità è che quello che si sta criticando è il fatto che la Germania non abbia ancora preso una netta posizione rispetto alla politica di come gestire questa guerra, e poi di contorno ci sono poi tutti questi temi economici che non aiutano né l'analisi né tantomeno trovare una soluzione. Appunto dicevamo Verdi e FDP che criticano il cancelliere Scholz, che dice appunto no alle armi pesanti dirette a Kiev. Palumbo, la questione del riarmo. Il dibattito politico si sta concentrando anche su questo tema. Secondo lei è giusto arrivare al 2% del PIL in armamenti quando appunto i problemi dell'economia sono quelli che lei stesso ha enunciato? Però poi c'è un'altra considerazione da fare: le stesse armi sono prodotte in Italia, in Germania, quindi diciamo c'è un'economia anche delle armi e non dobbiamo nasconderci dietro un dito. Ma allora questi sono grandi temi che si spera di poter chiarire in poco tempo, ma che necessiterebbero di libri, perché sono temi che affrontano la geopolitica, l'economia reale, la finanza pubblica. Però penso che il mondo cambi in fretta e quanto più passa il tempo, quanto più questa velocità aumenti. Se lei pensa com'era il mondo 10 anni fa, sotto tantissimi aspetti non lo è oggi. Questa guerra fuori dalle nostre porte ci ha tolto quest'illusione della pace perenne a livello europeo. Una pace che con fatica e impegno le istituzioni hanno portato avanti, con accordi, con impegni, però che oggi è in qualche modo rotta. Abbiamo una situazione di un Oriente che cresce e che per forza, e lo sta già facendo, entrerà in conflitto con noi sotto un aspetto commerciale, ma lo potrà essere un giorno anche sotto altri aspetti. Non si può fare a meno di avere un esercito degno di questo nome in questi anni e purtroppo, lo dico con malincuore, ce ne stiamo rendendo conto. La Germania di fatto, poi chiarirà meglio che è con noi in linea, sta cambiando politica in questo senso o ha già cambiato politica in questo senso. Ovvio che noi partiamo da una situazione non facile rispetto ad altri perché abbiamo un grandissimo debito pubblico e quindi andare a fare debito per armamenti può far stropicciare gli occhi in senso negativo. In realtà, come sempre, il debito pubblico va visto e
analizzato nella sua consistenza e si dovesse fare, si potrebbe capire subito che sono gli sprechi di questi anni che ci hanno portato ad avere un debito pubblico folle. Quindi se l'economia reale da un lato chiede risposte, dall'altro chiedo di non sprecare più i soldi pubblici. Lei si ricorderà, ne abbiamo parlato insieme, quel miliardo, credo, di euro messo sui banchi a rotelle, si ricorderanno? Sono da qualche parte, in qualche card, in qualche paese, e abbiamo buttato via un miliardo di euro che oggi, insomma, farebbero conto. E tantissimi altri sprechi tipicamente italiani. Abbiamo un sistema in cui abbiamo sempre meno giovani, demografia in calo. E quindi meno giovani, meno lavoratori che pagano pensioni a chi invece non lavora più e ha diritto a una pensione. Quindi la nostra è un'economia fragile, in questo contesto italiano, geopolitico internazionale, è bene armarsi, ma è bene farlo in un contesto di riforma economica dove tutto questo può essere sostenibile e non sempre e solo a debito pubblico. Tra l'altro 1 miliardo di euro, cifra molto ricorrente nel dibattito politico, economico, finanziario italiano, 1 miliardo di euro sono le risorse che a stretto giro di posta potrebbero essere messe sul piatto dal nuovo decreto per il famigerato taglio al cuneo fiscale, quando la Confindustria comunque italiana chiede perlomeno 16-18 miliardi di euro, questo per dare un ordine di grandezza. Narducci, le faccio una domanda forse molto italiana, non lo so, ma perché il governo tedesco non sta promuovendo dei decreti, delle leggi per far fronte al caro bolletta, al caro energia? Perché comunque rischiano di impoverirsi anche le famiglie tedesche. Sono quelle famiglie tedesche che poi ritroviamo sulle nostre spiagge, sono le stesse famiglie tedesche che comprano i nostri prodotti, quindi è un problema anche per noi se queste famiglie non vengono aiutate, supportate. Ma mi fa una bellissima domanda, ce lo chiediamo tutti quanti noi in Germania, credo che ci siano più fattori. Allora, il primo fattore è sicuramente che trovare un accordo con questa compagine di governo non è banale, questo lo sapevamo anche prima di della nascita di questo governo. La seconda questione è che probabilmente la pressione, diciamo, sulle famiglie e sulle aziende anche piccole e medie diciamo, non è ancora così elevata, in quanto tutti i sussidi che sono stati dati durante il periodo pandemico hanno fatto sì che ci fosse una continuità di lavoro. Poi la Germania si sta riaprendo parzialmente adesso, quindi adesso ricomincia a salire, diciamo, la pressione del risultato e del lavoro, quindi vediamo magari un effetto lievemente ritardato rispetto a quello che si è visto in Italia. È indubbio che questo governo dovrà dare delle risposte, non lo sta ancora facendo, la critica infatti è quella appunto che non siano state prese ancora decisioni così nette, ma la situazione anche qui è molto particolare. Guardi, le faccio un esempio, poi ci saranno sicuramente degli ascoltatori interessati. Ci sono alcune categorie di prodotto che non si trovano già più nei supermercati, per esempio l'olio scarseggia, quindi se ci fossero produttori interessati si facciano sentire, ma tante altre cose. C'è meno pressione rispetto all'Italia perché è un'economia che è più forte strutturalmente, però è un'economia dove tutti i giorni ci viene detto guardate che le stime sulla crescita si riducono sempre di più, quindi credo che sia solo appunto che non si sente ancora forte la pressione, ma è solo una questione temporale. Quindi diciamo che l'esecutivo di Olaf Scholz prima o poi dovrà correre ai ripari, mi pare di capire. Allora, io vi ringrazio, ci aggiorniamo su questi temi perché chiaramente sono i temi del momento e rimarranno i temi del momento ai noi per un lungo periodo. Grazie Elio Maria Narducci, segretario generale della Camera di Commercio italiana in Germania, grazie al nostro consulente aziendale Nicola Palumbo, è stato un piacere ritrovarla, grazie Palumbo, grazie, buon lavoro. Noi adesso vediamo insieme le previsioni del tempo per le prossime ore e poi ci ritroviamo di nuovo in diretta con nuove storie dal nord-est e nuovi ospiti. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo.
Perturbazione in arrivo, giovedì 21 aprile inizia una fase piovosa con nubi in aumento e prime piogge che poi ci accompagneranno per qualche giorno. Nel dettaglio sul Veneto al mattino avremo qualche schiarita, poi sarà via via più nuvoloso un po' su tutta la nostra regione. Precipitazioni inizialmente assenti, in seguito la probabilità sarà in aumento sui settori più a sud. Entro sera fenomeni anche altrove piuttosto diffusi e localmente abbondanti. Temperature stazionarie minime tra 4 e 9 gradi, massime comprese invece tra i 14 e i 17 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, in mattinata cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio più nubi e in serata anche in questo caso avremo deboli piogge soprattutto durante la notte. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà anche qui molto nuvoloso, con deboli precipitazioni sparse in tarda serata e anche in questo caso nella notte. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo in diretta, ben ritrovati qui su Antenna 3 per proseguire il nostro racconto a nord-est anche per questo giovedì 21 aprile. Qui con me, forse lo avete già visto, anzi lo vedete, c'è Giuseppe Montuori, coordinatore provinciale per Treviso di Fratelli d'Italia, collegata, mi pare di aver visto, si è già collegata Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito Democratico. Buongiorno Bigon. E non so se è già presente anche Sonia Brescaccin, presidente della quinta commissione sanità in Consiglio regionale, dovrebbe collegarsi a breve, quindi attendiamo anche Brescaccin perché ci sono i temi come sempre della sanità. Allora io partirei proprio dalle ultime notizie che stiamo già trattando, che arrivano dal fronte russo, la presa di Mariupol con Vladimir Putin che dà lo stop all'assalto sull'acciaieria di Mariupol, che come sapete è l'epicentro delle tensioni di questi giorni. Ecco, queste sono le immagini, grazie Alberto, diffuse proprio in mattinata dal Cremlino. Ecco, ci troviamo di fronte, secondo voi, ad una de-escalation di questo conflitto? È tattica, è strategia? Dove stiamo andando, Montuori, e qual è la speranza? Guardi, oggi parlare di argomenti di geopolitica così rilevanti è sempre complesso. Ovviamente i russi sicuramente hanno una strategia, la strategia è quella di unire la Crimea occupando il pezzo che la divide dalla Russia, e quindi credo faranno di tutto per arrivare a quell'obiettivo. Quello che dispiace è che per raggiungere questo obiettivo stanno morendo persone, bambini, civili e tanti innocenti che questa guerra l'avrebbero sicuramente evitata molto volentieri. Questo è quello che ci preoccupa. Quello che si può sperare è solo che finisca il prima possibile. Che finisca il prima possibile, senza dubbio. Con quali ripercussioni anche per l'Occidente, per la nostra economia? Ne abbiamo parlato anche poco fa con gli ospiti, perché anche questo è un aspetto che ovviamente va considerato. Le ripercussioni ci sono già e sono evidenti, perché il costo dell'aumento del prezzo del gas, delle materie prime, sono conseguenze che non possono che aumentare rispetto a quello che è l'attuale situazione. Sicuramente la linea presa dall'Europa, che è quella di chiudere le forniture di gas da parte della Russia, nonostante l'Italia e la Germania siano un pochino più scettiche rispetto a questo tema, non sarà invertita e quindi
questo comporterà necessariamente l'aumento dei costi del gas e in ogni caso le materie prime aumenteranno, perché quello che sta succedendo in Russia, quello che la Russia forniva e anche l'Ucraina stessa fornivano all'Europa, comunque verrà meno perché c'è una situazione di guerra attuale. Quindi purtroppo la nostra economia ne risentirà, è inevitabile. Ecco, nel corso di questa diretta abbiamo fatto il punto con i diretti interessati, è stato con noi il ministro D'Incà che ha annunciato il nuovo decreto energia per la prossima settimana, mentre al Senato, lo possiamo vedere, è in corso la chiama, il voto è quello della conversione, la conversione del decreto del 1° marzo scorso in legge, il primo decreto energia. Si va verso questo secondo decreto energia, lo abbiamo già detto, 5-6 miliardi sul tavolo, probabilmente in tanti dicono non basteranno, ci vorrà uno scostamento di bilancio più in là. Bigon, si sta facendo abbastanza per aiutare le famiglie e le imprese? Ma io credo che il governo faccia tutto quello che è possibile per quanto riguarda il sostegno alle famiglie e alle imprese. Certo è che, a mio parere, i potenti devono assolutamente far di tutto per trovare la pace e smetterla e dare un fine, un termine a questa guerra. Una guerra assurda, senza senso, che porta solo danni, oltre che ovviamente vittime. Quindi io non sono nemmeno d'accordo per quanto riguarda l'aumento delle spese per l'acquisto di armi, la fornitura. Sono invece d'accordo nel fatto che dobbiamo puntare appunto ad usare tutta e utilizzare tutta quella diplomazia che i potenti devono assolutamente mettere in atto, e lo devono mettere in atto attraverso la politica, non c'è altro da fare, perché sta succedendo un'altra cosa che non è solo conseguenza diretta della guerra, è la speculazione. Noi abbiamo visto che già prima dell'inizio della guerra i prezzi stavano aumentando e aumentavano, vuoi magari per i bonus forniti, vuoi per altri meccanismi. Sta di fatto che c'è stata questa messa in atto di speculazione che sta andando un po' alla rovina dell'Italia e dell'Europa. Di fatto è che, nonostante i soldi che si mettono in campo, forse bisognerebbe bloccare questa. Ecco, mi pare di capire, Bigon, non vorrei psicologizzarla politicamente, tra virgolette, che lei non sia proprio d'accordo con la linea del governo e anche di alcuni esponenti del PD di procedere, seppure gradualmente, con un riarmo? O sbaglio? Perché ci sono comunque diverse anime anche qui all'interno dei vari partiti. Assolutamente sì, io non sono assolutamente d'accordo su questo. Io credo che invece occorra mettere in atto tutto quello che serve per finire la guerra, non sicuramente per armarla. Non dobbiamo cercare di sacrificare un paese per trovare una pace. Certo è che se mi metto dalla parte del governo, sicuramente con di fronte un Putin che conosciamo tutti e abbiamo imparato a conoscere, molto deciso nei suoi obiettivi e spesso anche non razionale e tantomeno ragionevole, questo sicuramente è difficile, quindi dobbiamo anche aiutare ovviamente l'Ucraina in questo modo. Però di fatto credo che se i potenti si mettessero tutti uniti, compresa l'America, nel cercare di finire questa guerra, forse qualcosa in più otteneremo. Ecco, Montuori. Allora, sono due temi diversi. Le armi a Putin sicuramente va valutato bene. Cosa fare nei confronti dell'Ucraina, se armare o meno, perché vediamo gli inglesi sono molto propensi a fornire armi e lo stanno già facendo, gli americani anche. Questa è una riflessione da fare seriamente, perché armare un popolo ovviamente alimenta ancora la guerra. Dall'altro lato capisco gli ucraini che le chiedono, perché noi siamo attaccati, siamo un paese sovrano che è stato attaccato da una nazione che ci considera dei nemici e che ci sta bombardando e ammazzando i civili, ammazzando i nostri cittadini. Quindi è una posizione non facile da assumere. Noi siamo molto prudenti sull'invio di armi all'Ucraina. Diverso è dire che l'Europa e le nazioni che compongono l'Europa debbano investire anche in armamenti per la difesa, perché diversamente si dipende da altri e la libertà
quando dipende da altri non è mai una libertà assoluta. Oggi noi abbiamo gli americani che investono in armamenti cifre importantissime e l'Europa investe poco. È evidente che la contropartita a questa difesa degli Stati Uniti nei confronti del mondo occidentale, che loro sempre sostengono, poi comporta anche delle contropartite che noi dobbiamo compensare. Quindi lei, Montuori, diciamo, è contro l'invio di armi di fatto in Ucraina, o comunque dice andiamoci piano. Molto tiepidi. Ecco, andiamoci molto piano. Un altro discorso è il riarmo per non dipendere da altri. Certo. A chi si riferisce? Alla NATO? Beh no, la NATO comunque è la NATO che è finanziata abbondantemente dagli americani, ma dico che una Unione Europea che vuole essere Unione Europea deve avere prima di tutto una politica estera europea e poi un esercito europeo che serve proprio in queste situazioni dove si scatenano delle guerre ai confini. Se non abbiamo questa difesa europea, ma ribadisco prima la politica estera europea, dove c'è una visione comune, dove non trattano 27 paesi, ma tratta un singolo a nome di tutti per l'Europa, e quindi c'è una posizione unica dove gli interessi sono quelli europei, non dei singoli stati, e questo è supportato dal fatto che ci sono anche degli strumenti di difesa che possono intimorire chi poi decidesse di attaccare anche i confini dell'Europa, o peggio ancora l'Europa stessa. Ovviamente comporta degli investimenti, non si può pensare di chiedere agli americani di essere supportati, ma nel momento in cui poi gli diciamo no, dobbiamo comprare il gas al 30% in più, ci tiriamo indietro perché dico, l'avete comprato dai russi fino all'altro giorno, oggi noi ve lo diamo al 30% in più perché quello costa e intanto vi stiamo difendendo, ma non scegliete mai una posizione chiara. L'unica soluzione è politica estera comune e difesa europea comune. Quindi Bigon, diciamo che la strada intrapresa per la costruzione di un esercito europeo, unico europeo, è probabilmente la strada maestra. Vedo che c'è una condivisione abbastanza ampia su questo, o sbaglio? Sì, bisogna pensare a un'Europa ovviamente molto più forte e che preveda anche questo, non solo una politica estera appunto, ma anche un armamento proprio. Certo è che insomma io condivido quello che è stato detto sempre dal Papa, assolutamente dobbiamo mettere in campo tutte le azioni per farla finire questa guerra. Noi dobbiamo assolutamente trovare una fine, perché così non può andare avanti, assolutamente, al di là dell'aspetto economico che è molto gravoso per le nostre famiglie, le nostre imprese dopo 2 anni di pandemia, e mentre la Russia ha previsto un po' tutto, e l'abbiamo visto, ha organizzato un po' tutto, l'Europa si è trovata un po' impreparata in questo, e quindi insomma i riflessi negativi li vediamo, li abbiamo visti, nonostante anche il fatto che già prima avevamo delle difficoltà. Da una parte bisogna mettere fine anche alle speculazioni, vediamo degli aumenti che non hanno niente a che fare con la guerra, quindi bisogna anche che il governo emetta dei provvedimenti in tal senso per limitarli. Dall'altra parte dobbiamo pensare a un'Europa molto più forte che preveda sicuramente una politica estera, però ecco, io condivido tutto quello che il Papa ha detto in questi mesi. Ecco, e Bigon tocca il tema che prima è stato affrontato sia dal consulente aziendale nostro ospite, sia dal segretario generale della Camera di Commercio italiana in Germania, ovvero attenzione, non tutti i mali dell'economia in questo momento arrivano dalla guerra, come non tutti i mali dell'economia nei 2 anni precedenti arrivavano dalla pandemia. Ci sono problemi strutturali molto più profondi, ci sono speculazioni che affondano le radici nei decenni scorsi, nella crisi di Lehman Brothers e quant'altro, insomma, quindi servirebbe forse una visione più ampia da questo punto di vista, Montuori. Questo è sicuro, perché il fatto che oggi il prezzo del gas aumenti così tanto e noi non abbiamo un'alternativa non è che è colpa della Russia, è colpa dell'Europa che non ha un piano energetico europeo che preveda anche di essere autonomi nella gestione delle risorse energetiche. Poi è evidente che se non sei autonomo e non hai il controllo delle risorse, la speculazione, essendo un mercato anche quello delle risorse energetiche libero, gli speculatori galoppano e guadagnano molto di più di quello che guadagnavano prima. È evidente che non manca il petrolio, non manca il gas, ma in una fase difficile sono semplicemente aumentati i prezzi. Nemmeno l'acciaio manca, ma tutti stanno speculando sulle materie prime. Questo è quello che stiamo vedendo. Quando avviene questo,
quando non si ha il controllo, perché noi abbiamo abbandonato le acciaierie ormai praticamente in tutta Europa, a livello di estrazioni o di energie alternative siamo dipendenti da paesi africani, dalla Russia e da altri paesi, perché non siamo in grado di utilizzare tutte le risorse che comunque l'Adriatico, il Mediterraneo e altri mari ci potrebbero mettere a disposizione. Le produzioni delle acciaierie sono state svendute ai paesi in via di sviluppo, perché col fatto che poi tutto quello che inquina deve essere portato da altre parti dove non è che non inquini, ma dove sono disposti per far crescere l'economia a farlo, oggi si sta ripercuotendo sulle nostre economie. Quindi una riflessione profonda l'Europa la deve fare in termini di autonomia economica rispetto al resto del mondo, perché se continuiamo a dipendere da tutti gli altri saremo sempre una delle economie che in questo momento soffrirà di più. Ecco, però il punto è: chi è che ha il potere di disinnescare questo effetto domino? Chi è che ha il potere in questo momento di frenare la speculazione, quindi di incidere per davvero? Perché questo è il nodo. Bigon, lei si è data una spiegazione, lei può suggerirci una risposta? È il governo nazionale? È l'Europa? Chi è che ha il potere di fare questo? Ma l'Europa sicuramente deve dare delle direttive, delle indicazioni, l'Europa deve fare il suo ruolo, insomma, quantomeno rappresentativo, anche se non ovviamente nel pieno del potere, perché di fatto abbiamo degli stati che hanno l'autonomia per quanto riguarda ovviamente il proprio territorio. Certo è che anche lo Stato deve fare una grossa riflessione su mettere dei limiti alla speculazione, perché ci sono dei prodotti che stanno aumentando e di molto e che noi riteniamo nulla abbia a che fare con la guerra. Ripeto, la guerra sicuramente ha scatenato molto gli ultimi 2 anni di pandemia, però insomma la riflessione su questo va fatto e delle norme che limitano gli aumenti devono essere prese in considerazione dal governo e dall'Europa. Dal governo e dall'Europa. Lei la vedo perplesso. No, sarebbe bello se fosse fattibile. Purtroppo non è così semplice, perché noi viviamo in un mercato libero, quindi l'aumento dei prezzi è difficilmente controllabile. Vedete già il dibattito che c'è attualmente rispetto al porre un tetto al prezzo del gas. C'è chi non lo vuole, quindi perché? Perché comunque è una limitazione del mercato. Inoltre qualcuno dice che se noi mettiamo un tetto, quello diventerà sempre la base da cui partiranno gli altri prezzi per la speculazione. L'Europa deve intervenire, ci sono misure di breve periodo. Per esempio sul tetto del gas la Germania sembra sfilarsi, certo. La posizione dell'Italia è abbastanza debole, morbida forse, non lo so. Ma è normale, perché se noi poi dobbiamo far produrre le nostre aziende e dobbiamo comprare il gas a cifre più alte, è ben difficile che noi possiamo accettare di non comprare il gas dalla Russia se non ci viene fatta una proposta alternativa agli stessi costi. Questo è evidente che siamo vittime di noi stessi, cioè noi siamo vittime del fatto che negli anni non abbiamo investito nelle fonti alternative o in fonti autonome. Questo è il vero tema, sul quale però non possiamo dare una risposta immediata, perché ci vorranno anni. Tra queste fonti autonome, alternative, c'è anche il nucleare, perché sembrava un tema abbandonato e figlio di tempi tra virgolette antichi, sembrava un tema un po' anni 80. In realtà è un tema adesso che sta assumendo una sua centralità. Nei giorni scorsi ne ha parlato anche lo stesso presidente Zaia, ma in generale Bigon. Parlare di nucleare è un tabù, non è un tabù? Ma non è un tabù, non è mai stato un tabù parlare di energie alternative, ci mancherebbe altro. Certo che poi dobbiamo anche smaltire quelli che sono ovviamente i residui di questo tipo di energia, e non è semplice. Abbiamo tanti altri fonti, come ad esempio il fotovoltaico. Insomma, stiamo aspettando la regolamentazione da parte della legge regionale. Io credo che questo possa essere una buona alternativa e molto veloce. Abbiamo insomma tante possibilità in Italia. Certo è che una mancata programmazione di per sé influisce sull'attuale, ci mancherebbe, ma non solo per questo. L'Italia insomma dipende da tanti stati e per cui una riflessione anche su questo va fatta. Certo è che è una cosa immediata, ecco perché parlavo quantomeno di intervenire
sui prezzi nel limite del possibile ed è legittimo, ci mancherebbe altro. L'Europa, ma anche l'Italia, deve fare qualcosa nell'immediato, perché se noi passiamo adesso, al di là delle responsabilità precedenti che tutti i governi probabilmente hanno avuto per mancata programmazione, ma al di là di questo dobbiamo pensare all'immediato. Le famiglie sono aumentate nella povertà del 10%, abbiamo dai 4 ai 5 milioni adesso di abitanti in Italia che fanno fatica a vivere. Come pensiamo di risolvere questo problema? Possiamo sicuramente dare di sostegni, cosa che vengono dati, e va benissimo, con tutte le polemiche poi del resto, perché a volte magari c'è la burocrazia, mancano i controlli e quindi ci sono molte difficoltà, perché l'Italia purtroppo ha anche questi problemi. Ma la riflessione il governo lo deve fare e l'Europa altrettanto. Ecco, prima eravamo in collegamento per l'appunto con il nostro ospite da Francoforte e ci diceva di fatto che in Germania i problemi sono più o meno gli stessi, con l'aggravante che in Germania in questo preciso momento storico non è previsto nessun decreto di abbattimento dei costi dell'energia. Il nostro ospite ci diceva anche qui in Germania abbiamo costi della benzina superiori ai 2 euro, però bollette impazzite, ma per il momento il governo di Olaf Scholz, che come sapete è una maggioranza particolarmente complicata, non ha trovato ancora la quadra su un decreto di sostegno e di aiuto. Questo può avere delle ripercussioni anche per la nostra economia, che è legata a doppio filo a quella tedesca e al potere d'acquisto delle famiglie e delle imprese tedesche. Mi dicono dalla regia... Prego, però ecco, l'Italia in questo si sta differenziando, perché le somme a disposizione le sta mettendo, e anche per quanto riguarda ovviamente il carburante di per sé, insomma, ha fatto in modo che venga diminuito il costo. Quindi l'Italia si sta adoperando in questo. Noi abbiamo un governo che sta facendo di tutto, ripeto. Tutti i potenti devono mettersi insieme per farla finire la guerra. L'Italia da sola non può ovviamente evitare tutti quei problemi e sta mettendo tanto a disposizione delle famiglie, però ecco, ripeto, posso immaginare la replica di Montuori. No, le dice... si potrebbe mettere di più. Innanzitutto noi riteniamo che si potrebbe fare un po' di più, perché in questo momento noi non siamo la Germania, le famiglie tedesche non hanno gli stipendi delle famiglie italiane, questo ricordiamocelo sempre, perché il valore dello stipendio medio in Germania non è quello dell'Italia, quindi su questo teniamone bene in considerazione. Possono reggere il colpo ben di più. Ciò non toglie che comunque il governo dovrebbe fare ancora di più per le fasce deboli in questo momento, perché la sofferenza è altissima. Anziani e famiglie con molti figli andrebbero tutelate nell'immediato, quindi non c'è altra soluzione che mettere il denaro il prima possibile nelle tasche degli italiani per rispondere a questa emergenza. Dall'altro lato non dimentichiamoci mai che stiamo facendo debito, cioè noi non stiamo bloccando la speculazione, stiamo semplicemente aumentando il debito per andare a compensare la speculazione che sta avvenendo a causa della guerra e a causa del fatto che la speculazione è speculazione e non guarda alla sofferenza degli italiani. Su questo sì, si dovrebbe intervenire. Io credo che a livello nazionale non lo si possa proprio fare, lo si potrebbe fare a livello europeo, ma quando la partita diventa europea diventa tutto molto complicato. Poi a livello di energie, se mi permette, e chiudiamo, e poi apriamo un'altra pagina. In Italia purtroppo tutto è impantanato per la burocrazia, perché gli impianti fotovoltaici ne hanno fatti il 9% rispetto a quelli che si potrebbero fare. Parlare di nucleare in Italia è un tema impossibile, non lo faremo mai. Cerchiamo di capire dove possiamo muoverci per razionalizzare tutto quello che oggi potremmo mettere in campo come autonomia energetica da parte del nostro Paese, parlandone insieme agli altri colleghi dell'Europa. Allora, apriamo un'altra pagina e mi dicono che è collegata telefonicamente, c'era qualche problema Skype, capita purtroppo. Sonia Brescaccin, consigliere regionale e presidente della 5ª Commissione Sanità. Buongiorno Brescaccin. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori, mi scuso per il problema con il collegamento e ci mancherebbe, la tecnologia purtroppo non sempre ci aiuta. Allora, Presidente Brescaccin, io con lei vorrei introdurre un tema politico che sta montando proprio in queste ore, sia in casa Lega e non solo. Ieri la Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio
ha dato il via libera al disegno di legge che va a istituire di fatto Roma Capitale. È un tema fortissimo, da anni se ne parla, di fatto si attribuisce alla città di Roma, si attribuiscono i poteri di una regione con relative risorse. Il fronte è stato compatto, la proposta è stata presentata, va detto, da PD e Forza Italia ed è passata all'unanimità. E qui si è aperto un fronte perché il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Veneto, Alberto Villanova, ha attaccato il PD proprio su questo tema e però più che il PD al consigliere Villanova ha risposto Paolo Franco, che è un ex rappresentante, un ex parlamentare della Lega che appunto ha risposto per le rime dicendo insomma la Lega ha votato questo documento per Roma Capitale. Io le chiedo, al di là magari anche della speculazione politica, Roma Capitale, in Veneto titoliamo così tutti contro tutti, ma questo pregiudica il percorso dell'autonomia per la regione del Veneto? Ma penso che il mio collega e capogruppo Villanova abbia voluto portare all'attenzione anche attraverso un commento, una presa di posizione alle iniziative legislative di ieri, un tema che è assolutamente centrale per noi, per il Veneto, ma anche per tutto il paese intero, quindi per l'Italia intera, cioè il tema dell'autonomia. Il tema dell'autonomia è un tema che sicuramente ha avuto un rallentamento a causa, come tantissime altre situazioni, durante gli anni di pandemia, ma rispetto al quale la nostra volontà non è venuta scemando. In effetti, se leggiamo anche gli interventi fatti negli ultimi settimane e negli ultimi mesi dal nostro Presidente e dal Presidente Zaia, sia con un'azione congiunta insieme al Presidente Bonaccini, che è il Presidente della Regione Emilia-Romagna, proprio rilanciando l'attualità e la volontà del portare a termine il percorso di riconoscimento dell'autonomia che le nostre regioni hanno fatto, sia anche i documenti comunque legislativi nazionali che sono stati assunti recentissimamente, e quindi mi riferisco al documento di economia e finanza, che sappiamo che è il documento preliminare che dà l'avvio a tutto il percorso che porterà all'approvazione della legge di bilancio, della finanziaria per il 2023, all'interno della quale è previsto tra i provvedimenti da portare in approvazione proprio anche il tema del riconoscimento dell'autonomia differenziata delle regioni. Quindi io leggo anche questo, il mio intervento e anche l'intervento del capogruppo Villanova, del mio collega, proprio in questo senso, in una forte necessità di richiesta a tutte le forze politiche, in particolar modo anche alle forze politiche che hanno ieri sostenuto il riconoscimento per Roma Capitale, della conclusione del percorso di autonomia. Il Ministro Gelmini ha elaborato un progetto di legge quadro che, da come possiamo capire, va condiviso ovviamente anche con le regioni che l'hanno richiesta, per poi approdare nel percorso parlamentare. Quindi ecco, per noi questa è la volontà, cioè un completamento del percorso dell'autonomia. Lei dice di fatto questo messaggio di Villanova serviva per ravvivare il dibattito e per porre al centro la questione. Per esempio in Consiglio regionale Possamai del PD, e vengo da lei, Bigon, ha detto: siamo al cortocircuito, ora si inizia a dialogare sul serio. Sappiamo benissimo, abbiamo parlato anche con il segretario Demma Martella all'inizio di questa trasmissione, che sul piatto il Partito Democratico ha messo una controproposta sull'autonomia e l'ha illustrata proprio la scorsa settimana. Bigon.
Ma io credo che l'uscita di ieri di Villanova è stata veramente una scivolata, nel senso che, o quantomeno ha fatto capire la diversità tra quello che è la Lega Veneta e quella che è a livello nazionale. Da una parte insistono sull'autonomia, pretendendo 23 materie, sapendo che sarà impossibile, dall'altra invece abbiamo una Lega nazionale che dell'autonomia del Veneto insomma sicuramente non fa le battaglie, tanto che Roma Capitale l'ha votata la Lega. Vero è che tra l'altro una proposta fatta a prima firma, se non sbaglio, da Forza Italia e appoggiata dal Partito Democratico, votata quindi anche dalla Lega, per cui ecco, o l'una o l'altra, o ha fatto una scivolata sbagliando effettivamente pensando che la sua Lega non l'avesse votata, oppure dall'altra parte ha sì messo in atto una discussione, ci mancherebbe altro, ma anche una diversità tra quella che è a livello nazionale e quella che invece è a livello veneto. Perché? Perché di fatto se ne parla da 20 anni, ma mai se ne è ottenuto un risultato. La proposta del Partito Democratico qual è? È quella effettivamente di raggiungerla condividendo quelle che possono essere le materie oggetto di autonomia, e allora sarebbe l'inizio di un percorso effettivamente fattibile. Ci domandiamo come mai la Lega su questo non ci sta. E Fratelli d'Italia come Brescacin? Io penso che quello che ci dovrebbe aspettare quantomeno dal PD Veneto, che sia esso presente in Consiglio regionale o sia esso presente a livello parlamentare, quindi a livello dei parlamentari veneti del PD, non siano proposte a ribasso per la nostra regione. Io penso che i veneti non meritino questo, e penso che gli elettori che hanno votato al referendum, che non sono soltanto quelli di appartenenza al movimento della Lega, ma anche quelli che si riconoscono in altri movimenti, perché è stato un voto trasversale che è andato ben oltre quelle che sono le percentuali dei partiti nel 2017, non sia una proposta a ribasso come abbiamo dovuto ascoltare nelle settimane scorse dal PD Veneto. Quindi invece il voto che il PD ha dato a Roma Capitale deve essere un voto anche per l'autonomia del Veneto al 100% di riconoscimento davvero di quella che è l'esigenza di dare un passo diverso non soltanto alla nostra regione, ma anche di stimolo e di traino per tutto il Paese. E Montuori, Fratelli d'Italia, fra i due litiganti, tra virgolette, il terzo gode o quasi, nel senso che diciamo che la sensazione è sempre stata quella che l'autonomia non fosse uno dei temi più cari a Fratelli d'Italia, però appunto il tema c'è. Noi abbiamo votato l'autonomia, qualcuno se lo dimentica, ma lo ricordiamo a tutti noi. Abbiamo votato per l'autonomia e abbiamo chiesto autonomia all'epoca e legge anti-ribaltone, giusto per riportare un po' alla memoria. Però diciamo il tema, almeno all'inizio, forse non vi entusiasmava. Ma noi riteniamo che sia utile invece, non solo del Veneto, anche di altre regioni, che ci siano determinate competenze che vengono gestite a livello regionale, per un principio molto semplice, che dove vengono più vicino al luogo in cui le risorse vengono versate e amministrate, più facile è che quelle risorse vengano investite bene per i cittadini. Poi dall'altro lato, certo che noi abbiamo votato per Roma Capitale, ma saremmo ben felici di votare anche per l'autonomia, anche se stiamo all'opposizione. Il punto è che non abbiamo l'occasione di farlo. Non sta a noi siamo sicuramente favorevoli, ma non sta a noi poi portarlo in Parlamento. Quindi questa è una questione che vede... Quindi voi lasciate il cerino in mano? No, ma non è che lo lasciamo, è che noi non siamo al governo e il cerino è in mano a chi queste cose le dovrebbe fare. Attualmente al governo ci sono PD, 5 Stelle e Lega. Noi siamo ben felici, immagino che insomma, i nostri parlamentari siano ben felici di portare avanti anche il percorso dell'autonomia. Ma lei questo sussulto, da chi se lo aspetta di più? Dalla Lega, dal PD, dal Movimento 5 Stelle? Certamente me lo aspetto dalla Lega. Diciamo che la proposta del PD, se andiamo anche qui, se non la leggiamo in maniera superficiale e andiamo nel contenuto della proposta, quelle 7 deleghe, metà di quelle sono già praticamente gestite dalla Regione, formazione professionale, tutta una serie di cose per cui i soldi sono già amministrati, tra l'altro in maniera eccellente anche da
un nostro assessore, quindi non vedo dove sia l'autonomia in quel senso. Non si possono ottenere 23 deleghe, va bene, ma non partiamo neanche dalle 7 perché ne portiamo a casa probabilmente 3. A proposito di assessore, mi ha acceso una lampadina Montuori, me ne stavo dimenticando, la ringrazio. E ieri Gasparri, rappresentante di primo piano di Forza Italia a Verona, dove si sta disputando una campagna elettorale ancora tutta da decifrare, ha lanciato una sfida a Zaia. Uniti su Verona, ha detto Gasparri, solo se ci dai un assessore, quindi un assessore in giunta regionale di Forza Italia. È il nome che diciamo così è tornato alla ribalta, è quello del consigliere regionale forzista Alberto Bozza, che è sempre stato dato vicino a Tosi. È una richiesta, che richiesta è? Una richiesta elettorale? Lascia il tempo che trova Montuori, poi vado da Brescaccini. Io penso che sia una scelta che i cittadini non capiscono neanche cosa voglia dire, cioè andare a pretendere le sedie di un assessore regionale quando stiamo discutendo di una città come Verona. Eventualmente chiederai, in base al contributo che porti in quella città, di avere una rappresentanza anche a livello amministrativo, non solo consigliare in quella città. È stata una buttata. È stata una buttata anche fuori luogo. E Brescaccin? Guardi, penso che la città è una città importante e quindi anche la politica locale e nazionale cercano di svolgere al meglio le proprie scelte seguendo le strategie migliori. Penso che alla fine uscirà la migliore proposta possibile per la città, ecco, e quindi confido sicuramente in questo aspetto e lascio intanto diciamo che sono schermagli un po' da campagna elettorale. Bigon, chiedo anche a lei un commento di 10 secondi, poi andiamo a un altro tema molto più concreto. Volevo accennare una cosa: noi non abbiamo fatto per l'autonomia una proposta, ci mancherebbe al ribasso, ci teniamo il Veneto tanto quanto tutti gli altri, io credo, anzi stiamo lavorando per questo. Certo è che non deve essere neanche una proposta impossibile come quella di tutte le materie che sappiamo perfettamente diventerebbe in autonomia speciale, cosa che non è prevista, quindi completamente diverso, per cui partiamo da questo per cercare veramente di tutelare i cittadini, non di svenderli in campagna elettorale. Poi per quanto riguarda invece, io sono rimasta veramente così basita, cioè si parlano di posti, si parla, una città come Verona non merita questo, indipendentemente poi dalla rappresentanza che ogni partito deve avere, ci mancherebbe altro, siamo tutti rappresentanti di partito, per cui io credo che capiamo anche le logiche all'interno di un'amministrazione, di una città politica e amministrative e di rappresentanza. Certo è che dire ti appoggiamo per un posto in giunta, io credo che veramente sia inaccettabile. Diciamo che di solito il calciomercato si fa sotto banco, no? E quindi forse è una questione di stile da questo punto di vista. Allora, veniamo all'altro tema, che appunto so interessare molto a Brescaccin e a Bigon. Anche questo è un fronte polemico, ma va a toccare un tema reale. Cos'è successo? È successo che la Regione del Veneto ha istituito, come sapete, la figura del super OS. Su questo si è aperto un fronte con l'opposizione che è andata all'attacco. Partiamo proprio dalle basi, Brescaccin, lei che è Presidente della 5ª Commissione Sanità. Che cos'è il Super OS e qual era l'intendimento della Regione del Veneto quando ha introdotto e ha voluto con forza questa figura? Sì, penso sia importante l'approccio che ha posto lei, cioè partendo dall'inizio. Allora la figura dell'OS con la terza S, l'OS con una formazione complementare ulteriore rispetto a quella che coloro che svolgono la funzione di OS hanno, intanto fonda le radici in un accordo Stato-Regioni ancora del 2001, quindi è prevista all'interno dell'ordinamento nazionale, tant'è che diverse regioni in questi oltre 20 anni ne hanno già usufruito, ad esempio anche la stessa Toscana. Cosa si prevede? Si prevede una formazione complementare per gli operatori sociosanitari, coloro che svolgono
svolgono il loro servizio principalmente nei servizi sanitari e sociosanitari. Pensiamo in particolare alle residenze per anziani o ai centri diurni per anziani, ma non solo, e si prevede l'opportunità di dare un'ulteriore formazione complementare che gli permetta quindi di completare il loro bagaglio di cognizioni, il loro bagaglio di competenze per offrire al meglio, per svolgere al meglio il proprio servizio nei confronti ad esempio dell'anziano. Lo si fa in una filiera delle competenze. Sappiamo che per esempio nelle residenze per anziani operano certamente il medico, poi in particolare gli infermieri e gli operatori sociosanitari. Entrambi siamo all'interno delle competenze previste a livello nazionale, delle mansioni che queste figure svolgono a livello nazionale, quindi previste dalla legge, previste dal contratto collettivo nazionale, e si dà un'ulteriore opportunità di formazione a coloro che già OSS desiderano potenziare ancora di più per dare al meglio un servizio migliore all'anziano. Possono svolgere delle mansioni sempre con la supervisione, sempre all'interno della supervisione. Quindi di fatto, sintetizzando, Brescacin, scusi se la interrompo, ma sì, purtroppo con il collegamento telefonico dobbiamo un attimo sintetizzare. Lei dice sono figure diverse, non c'è una sovrapposizione fra questo super OSS e l'infermiere, parafrasando Sciascia, a ciascuno il suo. Bigon, lei fa parte dell'opposizione, l'opposizione su questo è andata all'attacco. Sì. Nel senso che allora in Veneto mancano 4.100 infermieri, una buona parte mancano nelle case di riposo. Non deve essere un ripiego a ribasso questo, nel senso che noi dobbiamo da una parte fare una trattativa non solo con gli ordini ma anche con i sindacati, fare una buona formazione e soprattutto vedere anche che mansioni possono avere gli OSS, perché è vero che di fatto purtroppo occupano già questo spazio in certe case di riposo, perché mancando gli infermieri devono fare magari più delle proprie mansioni che competerebbero all'OSS. Sappiamo che è una formazione molto limitata e quindi bisogna stare attenti proprio per non abbassare la qualità del servizio. Dall'altro punto di vista noi dobbiamo pensare anche che sono figure che devono essere assicurate e garantite, ma anche ben retribuite. Sono figure che attualmente non vengono pagate molto, tanto che la difficoltà proprio di reperire queste figure è anche per questo aspetto qua, perché il lavoro è veramente pesante, difficile e anche molto carico, e quindi bisogna anche trattare con i sindacati. Il tavolo si fa sempre in concertazione con tutte le figure, altrimenti si rischia di dare un servizio meno di qualità, di integrare una carenza che in questo caso è dell'infermiere, quando in realtà servirebbe l'infermiere, e cercare anche di dare la giusta retribuzione nel momento in cui questa assume magari degli adempimenti che sono maggiori di quelli che gli competono. Ma ripeto, non solo in caso di super OSS dovrebbero essere più pagate anche per le funzioni che fanno adesso, perché sono lavoro molto importanti. Ecco, resta il problema di base, no? Che è stato segnalato anche la scorsa settimana dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, dalla CGIL, era presente se non sbaglio la stessa Bigone e quant'altro, la carenza comunque di profili professionali, medici di base, soprattutto infermieri. Adesso si parla tanto della figura dell'infermiere e di comunità. Da questo punto di vista, Brescacin, e poi chiudo con lei questa parte e la libero perché immagino non sia nemmeno facile stare al telefono e seguire un dibattito dal telefono, e per questo la ringrazio. Ecco, parlando di questo, quali sono le misure a stretto giro di posta che la Regione ha in mente per coprire queste carenze? Ma la Regione è impegnata a 360 gradi, ma già da tempo, per andare a sopperire e a rispondere a un problema di carenza delle figure sanitarie a tutti i livelli, come ha detto lei, dei medici anche ospedalieri, dei medici di medicina generale, degli infermieri, in misura importante, che
trova la propria origine purtroppo in una errata programmazione nazionale delle figure che vengono portate alla formazione, che quindi poi possono svolgere questi ruoli. Sulla medicina generale, ad esempio, stanno facendo gli esami, tra l'altro in questi giorni, di diversi medici di medicina generale che completano il ciclo di 3 anni di formazione, ma i posti messi a bando già quest'anno, anche i prossimi anni, saranno molto ben superiori, perché arriviamo a 400 posti messi in disponibilità per i medici che vogliono specializzarsi in questo, e che quindi nei prossimi anni porteranno a un numero molto maggiore di medici disponibili per la medicina generale. La stessa cosa vale per gli infermieri. Sapete che loro svolgono un triennio di universitario, certo, e quindi i posti messi a bando sono quelli che poi vengono autorizzati dal Ministero della Università, rispetto ai quali la nostra regione già nell'ultimo anno, che è partito in autunno scorso, ha ottenuto più di 300 posti in più, da 1.200-1.300 anni a 1.600 circa posti messi a bando. È stata la regione che ha avuto un maggior aumento, ma non sono sufficienti 300 o 400 infermieri in più, quando l'esigenza è di migliaia di infermieri, certo, e di infermieri in più. E quindi noi stiamo comunque lavorando insieme anche con l'assessorato in modo significativo per dare delle risposte concrete che porteremo anche nei prossimi provvedimenti che approveremo. La scorsa settimana abbiamo approvato all'unanimità una mozione, per esempio, sugli infermieri, molto ben chiara, che va dalla formazione universitaria alla valorizzazione economica e valorizzazione anche di competenze degli infermieri. Anche loro meritano, secondo me, attenzione, e anche una valorizzazione. Come gli OSS hanno la possibilità su base volontaria di svolgere un corso di formazione che ulteriormente gli dà competenze migliori, e chi non vorrebbe essere seguito da una persona che svolge nel corso della propria attività lavorativa anche dei corsi nuovi di formazione che gli danno degli stimoli in più, delle competenze in più, una preparazione migliore per seguire l'anziano. La stessa cosa vale per gli infermieri. Allora, Brescacin, grazie. Noi ci aggiorniamo su questi temi, la invito in studio e così possiamo ragionarne anche con maggiore calma. Quindi grazie a Sonia Brescacin, Presidente della 5ª Commissione Sanità della Regione del Veneto. Mentre con Bigon e Montuori ritorno fra qualche istante dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta, abbiamo aperto questa seconda parte di trasmissione parlando inevitabilmente della Russia, di quello che sta avvenendo a Mariupol, che sembra finita appunto sotto il comando russo definitivamente. Chiaramente, come sapete, queste notizie vanno sempre verificate, ci vuole del tempo per capire. Questa guerra ci insegna in qualche modo a soffermarci, perché spesso di fronte a questo flusso velocissimo di informazioni rischiamo di perderci. Quindi, però, per il momento i russi hanno rivendicato questo. Chiudiamo guardando sempre fuori dal nostro paese. Come sapete, i temi sono ormai tutti collegati, e c'è la questione delle elezioni francesi, questo duello tra Marine Le Pen e il presidente uscente Macron. Ieri sera il dibattito televisivo, e ora chiaramente la parola passa ai francesi. Bigon, c'è chi dice che l'Europa con Le Pen, l'Europa sarebbe addirittura finita. È una visione realistica o è un'estremizzazione? Ma è una visione realistica, di fatto, insomma, non possiamo dare in mano alla Francia alla Le Pen, assolutamente. Per quanto mi riguarda, allora io sono convinta che vincerà Macron domenica, e quindi credo che questo sarà il risultato delle urne, e ce lo auguriamo
penso un po' tutti quelli che pensano al bene dell'Europa, della Francia e ovviamente anche al nostro, perché di fatto insomma dobbiamo pensare che la Le Pen non può essere una persona che possa essere premier in Francia, assolutamente. Lei dice non è nemmeno presentabile, mi pare di capire. No, assolutamente, assolutamente. So che dal dibattito di ieri è riuscita più empatica rispetto a un Macron che è sicuramente più preparato. Bene la competenza, bene la moderazione, bene la preparazione, l'empatia può aspettare se questo manca in Macron, ma assolutamente non possiamo pensare a una Francia guidata da Le Pen, assolutamente. Montuori. È chiaro una cosa della Francia, che sono due destre che si sfidano, una centrodestra e una estrema destra. Noi come Fratelli d'Italia non simpatizziamo per nessuno dei due, non ci sentiamo rappresentati da nessuno dei due sinceramente. Una cosa è certa è che il Partito Socialista è all'1,5, quindi questo è anche un segno di dei cittadini che ritengono che in un momento così difficile sia necessario avere al governo dei partiti di centrodestra che siano in grado di interpretare le difficoltà del momento. Quindi lei dice Macron, mi interessa questo, lei vede Macron più a centrodestra? Beh, sicuramente lo è. Bigon? Beh, insomma, sicuramente non è un estremista come la Le Pen, sicuramente, e anche noi ovviamente avremmo voluto sicuramente magari un candidato rappresentativo del centro-sinistra, vero? Ma di fatto, insomma, Macron rappresenta quantomeno una moderazione che può sicuramente portare avanti quelli che sono i principi della Francia da una parte, ma anche magari di coesione per quanto riguarda l'Europa. E noi dobbiamo pensare a questo, noi dobbiamo rafforzare l'Europa, non distruggerla. Le chiedo proprio in 10 secondi, questo crollo dei socialisti, del centro-sinistra francese, come se lo spiega? Poi, per carità, Mélenchon, la sinistra comunque radicale, ha preso il 20%, ma la fine dei socialisti? Ma guardi, io credo che Macron abbia di per sé, insomma, al di là del fatto del 20% che non è un risultato da scartare, per cui insomma è un risultato importante che tra l'altro non era nemmeno aspettato. E quindi un buon risultato. Al di là di questo, io credo che Macron di per sé abbia comunque governato, al di là di certe difficoltà che abbiamo visto anche in Francia in certi momenti del suo mandato, ha comunque governato a favore comunque anche di un'Europa, e quindi noi dobbiamo guardare in questa prospettiva se vogliamo un livello più alto. Bigon si è frizzata proprio in conclusione. Sì. Allora facciamo così, io la ringrazio per davvero, grazie Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito Democratico. Poi ovviamente ci aggiorneremo anche sulla versante francese da qui ai prossimi giorni, altrettanto faremo con Giuseppe Montuori, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia per la provincia di Treviso, che non mi sembra appassionato particolarmente a queste elezioni francesi. No, insomma, noi siamo una destra che si ritiene diversa da entrambe le destre francesi in questo momento. Esatto, diciamo che appunto tra l'altro non è mai scattata la chimica fra Meloni e Le Pen, contrariamente non ci ha mai rappresentato neanche a livello europeo, dove noi invece siamo coi conservatori. Appartenete a tutt'altro schieramento, questo va ribadito, a dimostrazione che la geografia della politica è sempre molto variabile, quindi grazie Montuori. Allora noi siamo davvero in addirittura d'arrivo, questa sera avremo tanti temi, lo avete capito, che come sempre si intersecano fra di loro, ovviamente la cronaca innanzitutto, ma ci ritroveremo alle 18:30 con l'edizione regionale, alle 19 con Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Ringrazio dalla regia Alberto Piovesan e Toni Esposito. Grazie davvero a tutti voi per la cortese attenzione, ci rivediamo alle 18:30.